Allora, buon pomeriggio e benvenuti l'altra domenica in diretta su TPN Telepordenone e naturalmente dal vivo qua dal Gran Fiume, Gran Shopping, centro commerciale a Fiume Veneto. Siamo già collegati grazie a SportTube per seguire in diretta per la prima volta in questa stagione Padova-Pordenone, uno scontro al vertice. Vediamo se i nostri amici Ramarri riusciranno ad espugnare il campo del Padova, squadra che ripetiamo è terza, mi sembra, no? Cleo Fabrao, buon pomeriggio a Cleo Fabrao. Buon pomeriggio a tutti. Grazie di essere qua con noi, il commento tecnico di Cleo Fabrao, proprio piazzato davanti al megaschermo. C'è una bellissima manifestazione sulla pista, sono le Euganeo, Cleo, fatto che sai tutto. Ecco, le Euganeo, c'è la pista di atletica e ci sono un sacco di bambini con lo striscione dell'Unicef, dona al 45566, Unicef per ogni bambino. Quindi Cleo Fabrao seguirà per noi, non per me, perché sapete che io non le seguo le partite per niente, Padova-Pordenone, mentre Carlo Luna, vedete un po' di posti voti perché ci sono tantissime sorprese oggi pomeriggio, grazie agli amici del Gran Fiume, Gran Shopping che ci ospitano, lo voglio ancora ringraziarli. Carlo Luna, per tutti gli altri aggiornamenti ce n'è già uno. Sì, ce n'è già uno. Manca pochi secondi ancora alla chiusura del tempo, ma il Milan sta vincendo 2-1. Quindi diciamo che il Milan sta dietro la Juve, no? La Juve che ha vinto ieri sera, poi vediamo tutti i risultati, esatto, ma il Milan che gli va dietro, gol all'88esimo, no Carlo, mi sembra? 88esimo, sì, la Padula. Benissimo, abbiamo un altro amico che ci sono a trovare perché venerdì sera, no? Ieri sera una grandissima manifestazione all'Adriatico. Peter Stefanutto o Peter Stefanutto, come si dice? Si scrive Peter, si dice Peter. Allora l'avevo zeccata, naturalmente l'agenzia. Buongiorno a tutti. Un voto per Fotomodella, sì. Poi vedremo una bellissima clip. Queste sedie, prego Anna, accomodati, prego. Grazie GP, grazie. Vedremo tante belle cose, soprattutto queste, vedremo che si riempiranno queste poltrone vuote e vi do un consiglio, rimanete lì, anzi il consiglio migliore è venite qui al Gran Fiume, Gran Shopping per vedere queste cose dal vivo. Abbiamo già qualche tifoso che ci ha raggiunto qua dietro, poi parleremo con loro durante il corso della partita per vedere le emozioni che si vivono, no? Prima volta in un centro commerciale a vedere il Pordenone. Certamente. Ecco, vedete? Meno male. Benissimo, cappellino d'ordine, Pordenone, un calcio ovviamente. Con noi la grande musica di Anna Lapimpi. Buon pomeriggio Anna e grazie di essere qui. Buon pomeriggio, prego. Finalmente dopo tanti anni che ci conosciamo riesco a portarti in trasmissione. Assolutamente e ci porta un altro grandissimo personaggio, Gabriele, detto, attenzione, El Baciatero. Buongiorno a tutti. Attenzione Gabriele, il Baciatero, poi vedremo perché è il Baciatero. Va bene. Secondo te Lucia, no, che ti vedo con un auricolare, non capisco perché. È perché c'è talmente tanto rimbombo che devo ascoltarti dall'auricolare. Ecco, buon pomeriggio a Lucia. Buon pomeriggio. Allora, cominciamo a fare un sondaggio. Perché il Baciatero secondo te? No, devi dire qualcosa. Sarà particolarmente bravo nelle arti amatorie. Delle arti amatorie, è così? Nella baciata proprio. Nella baciata, Vedi? poi sveleremo quale baciata, Va bene, no? sì. Cleofa, perché nelle baciate ci sono tanti significati intrinseci, no? Quella bella è quella di Riccione che si fa ogni anno in mare. Cos'è che si fa? In mare, sotto acqua. Si fa la baciata sotto acqua, ma quella è il bacio più lungo che devi crepare in pratica per vincere. Esatto. Sì, bello perché siamo a Natale e parliamo di cose positive. Esatto, parliamo di cose positive, è finito la partita col Milan 2-1. Ok, squadre che stanno scendendo in campo, sono scese in campo, si stanno schierando al centro del campo, alle Euganeo, ripetiamo, stiamo seguendo con voi Padova-Pordenone perché direte voi, c'è stata una piccola polemica poi sulla nostra pagina di Facebook. Perché il Pordenone? Allora, semplicemente perché l'Udinese gioca domani sera intanto. Secondo, mi sembrava giusto, visto che comunque seguiamo tutte le squadre regionali e purtroppo la Serie D non la fanno vedere in diretta. No. Ecco, tantomeno l'eccellenza, a parte gli anticipi che ogni tanto li fa vedere Udinese TV, e mi sembrava giusto far vedere ai nostri ospiti e naturalmente agli ospiti che vogliono raggiungerci, come vedete alle nostre spalle, agli amici che volessero vedere la partita, ci sembrava giusto far vedere appunto Padova-Pordenone. Prego Carlo. Se un domani qualche televisione fa vedere altre partite in diretta, perché no? Esatto, allora nel frattempo guardate che bello, ci sono anche un sacco di bambini qua dietro, una mi sembra di conoscerla Anna, così leggermente, no? Ma una a caso. Una a caso, mi sembra di conoscerla, no? Ciao.
È un po' timida. Molto timida. È molto timida. Sì. È Ma molto... solo in pubblico, perché poi a A casa, casa è un leone. Benissimo. Beh, ma anche un po', no? La Sì, testina, la criniera, i capelli da leone. Allora, io direi, vediamo la Serie A o vediamo... No, stiamo parlando di Lega Pro. Lega Pro, Vediamo la Lega Pro, cosa è successo ieri, clamoroso, Cleofa. Sì. Ecco. Lega Pro c'è un Parma-Bassano 1-1. 1-1. Quindi non serve cambiare tutto perché tanto si rimane lì, no? E il Parma anche ha pareggiato al 92esimo. Al 92esimo, stava perdendo. Allora, e le partite di questo pomeriggio le vedete sullo schermo, nel frattempo c'è un minuto di silenzio. Ah, ecco, adesso io posso morire, benissimo. Ecco, voi non vedete cosa vedo io dietro le telecamere? Io sì. Ecco, due sorprese. Allora accomodatevi, abbiamo con noi naturalmente Cinzia e Donatella. Prego, venite, siamo a Natale e non poteva essere altrimenti, Cleofa. Secondo te dove si siedono queste due splendori? Secondo me non guarda più la partita. Loro dicono là dietro, eccoci qua. Oh, ecco, buon pomeriggio Cinzia. Buon pomeriggio Donatella. Come sempre Giovanni. Ecco, io non so come faccio. Buon pomeriggio a tutti gli amici da casa. Io non so come farò a stare qua dietro per 2 ore. Penso che già non vedo normalmente la partita, oggi tanto meno, no? Allora, vediamo la classifica delle Lega Pro. Abbiamo visto le partite, vediamo la classifica. Il Pordenone, dicevamo, è primo, eccolo lì. E il Padova, vedete, è terzo, perché le prime sono 2 a pari merito, Pordenone e Reggiana, poi Venezia, Padova e via via tutte le altre. Tutto pronto all'Euganeo con la palla a centrocampo, Carlo? Sì, esatto, e la battuta è al Padova. Il Padova che gioca con la maglia bianca, il Pordenone nella tradizionale casacca a strisce nero-verdi. Ok, la partita sta cominciando, allora vediamo tutte le altre partite di questo, tutte le altre categorie di questo pomeriggio che seguiremo. Abbiamo visto la Lega Pro, vediamo la Serie A, cosa è successo ieri e cosa succederà tra oggi pomeriggio e domani sera. Guardate che spalmata di campionato questo turno. In questo turno, sì, 15ª giornata, quindi Napoli-Inter 3-0 per il Napoli, Juventus che ha battuto l'Atalanta 3-1 e oggi, come detto, Milan-Crotone 2-1. Poi alle ore 15 Lazio-Roma, il derby, si gioca alle 15 per una questione di sicurezza. Poi Pescara-Cagliari, Sampdoria-Torino, Sassuolo-Empoli e alle 20:45 questa sera Fiorentina-Palermo. Domani Chievo-Genoa e Udinese-Bologna. Domani sera alle 21 allo Stadio Friuli, in concomitanza anche del festeggiamento dei 120 anni dei primi bianconeri. Ricordiamo che giovedì, mi sembra, è stato proprio il 120° anniversario dell'Udinese. La festa ci sarà, speriamo che ci sia, allo Stadio Friuli, sottolineo, ecco, lunedì sera, no? Totò di Natale. Con Totò di Natale, sì, effettivamente. Torna a giocare? No, tantissimi capitani saranno lì a fare festa con l'Udinese, Cleofa, no? Assolutamente, ci sono anche le premiazioni dei migliori 11 dilettanti, quindi è una bella serata. Va bene, allora abbiamo visto la Serie A, vediamo cosa succede in Serie D con un anticipo giocato ieri, anche qua un risultato clamoroso, oserei dire. Nel frattempo il Pordenone prende palla e diciamo che comincia la sua azione, no? A Ragnatela con, eccolo Cattaneo. lì. Cattaneo che cerca un tiro, palla rimpallata e spazzata, la viva il parroco dal Padova. Era bello, era tanto che non sentivo la viva il parroco, Cleofa, cosa dici? Questo, sì, era ai vecchi tempi. Il cappellino, oppure che la alta che si asciuga, detta in italiano. Allora, cappotto del campo d'Arsego all'Atto Vicentino, incredibile. 4-0. 4 barrette. Nessun galepette e poi vedete e poi tutto abbiamo il resto. l'Unione Arzichiampo che gioca col Virtus Trecomp, Belluno Vigasio, Calvino Ale Montebelluna, Este Cordenons, Tamai Abano Calcio, Triestina Mestre, Union Feltre Carini Pivigina e Vigontina Legnago. Ecco, questo risultato di ieri ha dato modo al Campo d'Arsego per la prima volta in questo campionato di superare la Triestina in classifica, e infatti per la prima volta la Triestina non è né prima né seconda ma è terza, perché se vediamo la classifica, grazie a Luca in regia, la Triestina in questo momento è terza, naturalmente deve giocare oggi pomeriggio scontro diretto col Mestre. Allora Mestre 35, Campo d'Arsego supera la Triestina 32, Triestina 30 e oramai se la giocano loro 3, credo, no? Perché l'Abano Calcio che riesca a recuperare, lasciamo stare le altre, no? Sì, ormai anche il lato vicentino mi pare che da diverso tempo ha mollato. Ecco, nel frattempo sono passati 2 minuti e 30 secondi a Euganeo a Padova. Le squadre, sentite che bella questa, le squadre si stanno studiando.
Esattamente. Io direi ho proprio già di un sì. risultato cambiato per quanto riguarda il Montebelluna, che perde fuori casa, cioè in casa del Noale, quindi 1-0 del Noale sul Montebelluna. Quindi continua la brutta stagione per gli amici di Montebelluna, non si sta infarcita di giovani, loro puntano molto sui giovani, quest'anno si vede che non li hanno indovinati tutti. No, e hanno perso anche uno che è andato al Cordenons, perché oggi debutta Baggio, che era Montebelluna. Baggio sì, è molto interessante, sì, quello sì. Il cognome. No, ma anche lui ha già giocato anche l'anno scorso col Montebelluna, mi sembra, Sì, e esatto. Un ha 94. fatto una grande stagione. Naturalmente non possiamo non seguire l'eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Ieri non si sono giocati anticipi. E allora vediamo cosa ci riserva la giornata di quest'oggi, domenica 4 dicembre, ecco lì le partite. Cerlis Muzzane, Cras Repen, Fontana Fredda Lumignaco, Gemonese Lignano, Gradisca Chions, San Luigi Union Pasiano, Tricesimo Torviscosa, Vesna Manzanese e Virtus Corno Tolmezzo. Io so che la Cinzia qua vicino a me è un'assoluta amante e nonché segue moltissimo il Cras Repen, vero Cinzia? Che a te Tutti i giorni. tu vai matta per il Cras Repen perché ti piace la località da dove gioca il Cras Repen. Dove gioca il Cras Repen? Dove gioca? Ma se vai a vedere sempre gli allenamenti, no Peter, è vero che va sempre, tu dici ma dove vai? Vado a vedere gli allenamenti del Cras Repen perché ti piacciono i ragazzi, perché là sono bilingue, ti ho già dato un aiuto. Nel Casso Triestino. Monurpino. E vabbè, allora Cleo dimmele tutte. Ma no, è lui che sa. Mi bruci tutti i giorni di oggi pomeriggio. Ma tanto non sa dove è Monurpino. Monurpino è su, confine con la Slovenia. No, volevo chiederlo a lei. Sì, a confine con la Slovenia, sul Carso, che poi allo stadio pensa che tiene più gente degli abitanti di Monrupino. Cioè la capienza dello stadio è superiore Confermo. ai residenti di Monrupino, è veramente una città eccezionale. Ci raggiunge anche Omar Battiston, prego si accomodi, lui non è un assessore ed è qua per un motivo molto particolare, lui è un consigliere delegato che dopo ci spiegherà per l'ennesima volta perché non mi entra in questa capoccia bacata cos'è. Eccolo qua. Vedi, arrivare tardi, guarda cosa, vedi, arrivi tardi e sei vicino a Carlo Luna, vedi? Ecco. Vabbè. Vedi, ecco. Tra una pubblicità e l'altra. Sei dai. vicino a Carlo Luna invece di essere vicino alla Cinzia o alla Donatella. Vedi com'è la vita strana, no? Qualcuno è più fortunato. È beffarda la vita a volte. Vedi, arrivare 5 minuti in ritardo, perdi il treno. Ha trovato vero? traffico Ecco. sull'autostrada Pasiano-Pordenone, giusto? Ecco. Scusa? Sì, Hai trovato traffico sull'autostrada Pasiano-Pordenone. assolutamente. A dire il vero, era pranzo dei suoceri e poi Ottimo. Famoso pranzo dei sociali. Allora, consigliere delegato per lo sport, la cultura e altre 1000 funzioni a Pasiano di Pordenone, dove avremo la fortuna e l'onore di essere l'ultima domenica di campionato, la domenica prima di Natale, domenica 18. Mi chiedevano già tutto il nostro staff se siamo all'aperto hanno detto che ti tirano 4 frecciate. Per scaldarmi? No, perché insomma... No, sai, se c'è bel 18 tempo siamo in piazza, altrimenti alle casette. Ecco, quindi siamo al tempo, siamo in piazza, altrimenti alle casette. Qui tutti pregano che siamo alle casette, sì, che sia brutto tempo. Ma no! Ovviamente. Io spero invece che sia bello. Nel frattempo, primo corner Sì, per a il favore del Pordenone. Padova. Abbiamo rischiato No. qualcosa. A Abbiamo favore, rischiato. a favore del Padova. Sì. Quindi contro... in questo momento sta allora, subendo il Padova. Arrivano il i primi Pordenone. messaggi. Ciao, Forza Juve, Bannia, Daniele da Fiume Veneto. Ciao Daniele, grazie del messaggio. Vediamo altre cose. Omar Battiston mi manda una faccia strana. Poco fa, vabbè, insomma, vabbè. prima e adesso. Oh, allora seguiamo, Cleo fa questo calcio d'angolo. No, lo commenta Donatella, dai. Donatella commenta il calcio d'angolo, per cortesia, seguilo. Attenzione, rischio, no. Palla che per fortuna È andata via dall'altra parte, quindi è andata bene. Però Tomei non è uscito ed era in area piccola. Secondo me ero posizionati male il primo Ecco. al palo. Diciamo, allora, dammi un attimo Donatella. Prego. Possiamo dire il primo mezzo rischio, non rischio intero, mezzo dai. Ma da questa postazione mezzo rischio. Mezzo rischio. Magari dallo stadio intero. Ma tanto sono in curva, vedono niente, sai? Perché lì c'è la pista di atletica, spazi e quant'altro, no? Sì, perché quello sono Ecco. tanto distanti. Vediamo però meglio quasi più noi. Il grado, l'angolo di visuale mio e dallo stadio sarà anche diverso, credo. Forse vediamo meglio noi che allo stadio. Nonostante, insomma, possiamo dire che... Al Bottecchia vedo meglio, ecco. Sì, non sono al massimo le immagini SportTube, no, voglio dire, sì. Logicamente per il costo che richiedono, insomma, questo è il risultato, dai. Comunque oggi mi sembra che abbiano 2 telecamere, stranamente, invece che una. Almeno prima vedevamo che avevano 2 telecamere. Ma adesso non so, insomma, fino in fondo tutte le loro dotazioni, non le conosco, però... Sì, hanno 2 telecamere, dai. Abbiamo visto prima che avevano 2 telecamere. Allora, sì, cosa succede? Ah, sì, ho capito. No, vabbè, tranquillo. Allora,
Vediamo il gioco di oggi pomeriggio, perché abbiamo due partite che ci riguardano in maniera molto molto interessante. Vediamo il gioco con cui dovete giocare da casa. Eccolo qua, naturalmente Padova-Pordenone e il big match della Serie D, Triestina-Mestre. Padova-Pordenone che si sta giocando, la stiamo vedendo in contemporanea con Triestina-Mestre, tutte e due alle 14:30. Naturalmente il primo che ci dà il suo pronostico, nel frattempo calcio d'angolo a favore del Pordenone. Padova e Pordenone, Cleofa. È una bella partita. Questa volta veramente non so dirti. Uno, X o 2? Pari. Pari, X. Esatto. Nel frattempo colpo di testa al centro area di Arma, Rashid Arma, ma la palla va sul fondo, no, rimane in campo, la gioca il Padova sulla fascia, rimessa a favore del Padova. Quindi per Cleofa la prima partita è X, e questo pomeriggio invece sempre in diretta in questo momento Triestina Mestre 2. Benissimo. Dov'è un microfono? No, adesso, siccome lei non ne ha azzeccata una domenica scorsa. Porta bene il crash. Sta portando bene il crash. Perché sta vincendo il crash col Cerlimuzzane 1-0. Ma perché è lei che carica i giocatori quando va a Monrupino agli allenamenti, no? Hai capito? Perché lei va così, hai capito? In versione natalizia e i ragazzi si caricano, no Cinzia? È ovvio, poi quando sarà la Befana andrò vestito da Befana lì per... No, ma secondo me non ti conviene da Befana, non per quel senso, perché tu non sei per niente Befana, quindi... Sì, vabbè che esistono le befane sexy, no? Attenzione, scontro a centrocampo, l'arbitro non fischia. Semenzato è andato per terra, sembrava una gomitata, una ripartenza del Padova sulla sinistra, vediamo cosa succede, in due raddoppiare, il giocatore del Padova rimane lì sulla sinistra, riesce a servire dietro, l'azione diciamo si smorza, no, niente, cross, ok, niente, ok. Allora, dicevamo Donatella, sì. Ecco, allora, Padova-Pordenone. Allora, cerchiamo di portare un po' di fortuna a questi ramarri, dai, facciamo un 2. 2, bene. E vediamo Triestina Mestre. Facciamo un X. Triestina Mestre X. Che sia la volta buona, che ci azzecco? Ma non lo so, dopo vediamo, sai, dopo vediamo anche con le quote che ve le diamo subito dopo la pubblicità ovviamente. Allora andiamo, prego. C'è il Pasiano che sta perdendo 1-0 col San Luigi. No, ascolta, tu sei qua, non è possibile. Perché io sono qua, fossi in campo. No, guarda che quando sei andato l'altra volta hanno perso, quindi adesso sì. No, va bene, sono venuto anche qua quando vinceva. Sì, però vero, quando sei andato al campo roba che non te le danno perché sei arrivato e hanno perso. Lì sono arrivato, ho visto il primo gol. E non ho finito di imprecare, non ho fatto il secondo gli avversari. Mi ricordo. Sono andato via. Allora, Cinzia. Eccoci. Allora, intanto arriva un altro messaggio. Cleofa, tu che sei in mezzo a due belle babbe natali, che figura rappresenti? Un saluto dai tifosi sanvitesi. È il nostro esperto. Grazie. Per oggi pomeriggio. Grande dirigente, ricordiamolo, proprio della Sanvitese. Quando c'era lui la Sanvitese era in Serie D ed era sempre in testa alla classifica. Da quando è andato via in 2 anni ha fatto 3 retrocessioni, vero? 2. Difficoltà. È leggermente in difficoltà. Torniamo al nostro gioco con Cinzia, un'altra che di calcio ne mastica. Ripetiamo la dea del Crass. Lei, grazie a loro, grazie a lei, oggi i ragazzi stanno vincendo, di Monrupino stanno vincendo. A Carlino, Buongiorno a tutti, Forza Pordenone, un bacio ad Anna da Massimo, grazie. Anna, chi è Massimo? No, devi, scusami. Allora, no, adesso svediamo in retroscena perché c'è qua tua figlia, sì. Il tuo compagno è a casa a lavorare, sì. Chi è Massimo? Che non si chiama Massimo? Io conosco tanti Massimi, cioè spuntano così. Spuntano i Massimi come i funghi, siamo quasi, no, un po' appena finita la stagione. Torniamo a Cinzia, vediamo allora, Padova-Pordenone, Cinzia. X? Triestina Mestre? X. XX. XX, vabbè, XX. È come Babbo Naturalmente Natale, un'altra esperta e buon gustaia di calcio è Anna. Ti devo interrompere, assolutamente, perché il Tamai sta perdendo 1-0 con l'Abano. Che culo oggi pomeriggio nelle nostre squadre, ragazzi, non ne va bene una. Allora, Anna. Sì, mi dica. Pordenone-Padova. Sì. Scusami, Padova-Pordenone. Sì. 1, X o 2, cioè vince il Padova, pareggio o vince il Pordenone? Facciamo vincere il Pordenone. Facciamolo, insomma, no? Pordenone voglio dire, perché no? 2. 2. E Triestina Mestre? E qua io direi Triestina perché io sono Triestina, quindi facciamo vincere la Triestina. Quindi 2-1. Se gioca Massimo. Se gioca Massimo. Massimo gioca. Sì. Massimo gioca? Giochiamo. Giochiamo, vabbè.
nel frattempo se mi inquadrate, io non posso condurre questa trasmissione qua, Cioè, sono qua, guardate questa, se la inquadriamo per cortesia. Sì, guardate com'è messa e pensate cosa vedo io dietro, no? Ecco. Si è messa il cappuccio apposta per difendersi. No, ma aspetta, ti puoi girare così di schiena un attimo la telecamera? No, così com'eri. E guardate cosa, girati. Ecco, guardate cosa vedo io da dietro. Come fa un cinquantenne oramai non vedi vecchio? Niente, vedi una schiena, non è che vedi... tanta adesso. roba lì, sì, scusami, voglio dire, no? Vabbè, controlliamo il Pordenone in questo momento che però... Allora, primi 14 minuti andati com'è Cleofa? Molto equilibrata. Molto equilibrata. Nessun tiro in porta. Nessun tiro in porta. Ma ci sta. Boh, un corner a testa questo è, no? Vero, Tutte e due hanno paura di perdere. Ecco, allora mancano pochi istanti alle 14:50, guarda che bravo che sono. Ma sei incredibile. E allora, ci fermiamo per un attimo. Oggi non ce ne va bene una, visto che siamo a Fiume Veneto, mi è arrivato il risultato del Fiume che sta perdendo a Torre per 1-0. Ai. Forse è il caso che oggi spegniamola qua e andiamo via. Vabbè, dai. No, ma l'altra volta che eravamo qua aveva vinto il Fiume Bannia, mi sembra, no? Il 25 di settembre, che era la seconda di campionato. Allora, c'è la pubblicità, ci fermiamo, ma rimanete lì perché dopo continuiamo a giocare. Naturalmente giocate anche da casa con le nostre 2 partite. Come sempre le 6 bottiglie di vino a etichetta Pascià, grazie al Pascià Group che le offre ogni domenica. Domenica scorsa non ha vinto nessuno. Assolutamente nessuno, perché nessuno io ha non messo... ho giocato. No, tu non puoi giocare. Nessuno ha messo che perdeva la Triestina, perché in effetti domenica scorsa che perdesse la Triestina era clamoroso. E purtroppo la Triestina ha perso e ciao, grazie, Colabano. Nel frattempo in avanti cosa è successo? Che c'è un replay, cross dalla sinistra. No, solo un cross, niente, liberato. Niente, libera chi è? Stefano al centro dell'area, esatto. O Ingegneri? Vabbè. No, Stefano. Ecco, bene. Non hai fatto giocare il nostro consigliere. Il nostro consigliere delegato lo facciamo giocare tra poco. Bene. Quando rientriamo dalla pubblicità, e quindi rimanete lì, anzi ancora meglio venite qui da noi al Gran Fiume, Gran Shopping qui a Fiume Veneto. Siamo nella zona dei ristoranti dove c'è l'amico Giovanni Rana, bellissimo nome, sia il nome che il cognome, perché Giovanni Rana perché fa parte della famiglia dei Ramarri e quindi nero verde. C'è il pareggio del Fiume. Ecco, attenzione. Avanti. Ai. Ancora palla al Pordenone. Rajid Arma sulla destra, vediamo, gioco di gambe, palla dietro. Vediamo che arriva Burrai, cerca di fare filtrare, niente da fare. Chiude la difesa del Padova, comunque un Pordenone che piano piano sta alzando il baricentro, Cleofa. Comincia a fare il suo gioco. Comincia a fare il suo gioco, mentre il Padova piano piano sta arretrando. Dicevamo che dobbiamo andare in pubblicità, prima o poi ci andremo. Ecco, allora ci andiamo adesso. Rimanete lì naturalmente, ci vediamo tra pochissimo e seguite i consigli dei nostri amici sponsor, che solo grazie a loro noi riusciamo ad andare in onda e a farvi divertire. Attenzione ancora avanti, fallo su Berrettoni, no, l'arbitro non fischia, era fallo? No, perché fallo è quando l'arbitro fischia. Bravissimo. Ecco, quindi non era fallo. Bene, ci fermiamo. C'è qualcosa, Carlo? Avrei un sacco di risultati, ma li dico dopo la pubblicità. Allora, ci fermiamo, li facciamo dopo la pubblicità. Cinzia, dai, cosa facciamo io e te adesso? Adesso ci beviamo un vinello. Sì. Però prima Lucia ti aveva detto, quando eravate nude voi due lì dietro, di chiamarmi perché dovevo vedervi. Perché non mi hai chiamato, Lucia? E non mi hanno avvisata. Va bene. Pubblicità. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone.
tempo. Scrivi subito la letterina a Babbo Natale e portala alla Plastica. La Plastica, nella nuova sede ancora più grande. Tantissime idee in una vastità di scelta dei migliori prodotti. La Plastica, tutto ciò che potete desiderare per il vostro prossimo Natale. La Plastica, un mondo di giochi, tutto per il tuo Natale. Tutte le specialità della tradizione napoletana. Cossetti, pasticceria napoletana a Pordenone. Tradizione partenopea unita alla friulana per delle prelibatezze uniche. I dolci, i nostri panettoni, alla pera ed amaretto, ai 3 cioccolati, i tradizionali, i salati, per un lunch, per il brunch, l'aperitivo, in ogni momento della giornata. Tante idee sfiziose ed uniche per i vostri regali. Cossetti pasticceria, soddisfazione per il vostro palato. Persone oltre le cose. Conad, San Vito al Tagliamento ed Aviano. Abbiamo preparato per voi tantissime offerte per le prossime feste. Ogni giorno i prodotti freschissimi della nostra terra. Il pesce appena pescato, pronto per voi. Una vastissima scelta di specialità gastronomiche. E poi salumi, formaggi, carni di primissima qualità. Conad, per le vostre feste con tantissima qualità e convenienza. Persone oltre le cose. Ciao, siamo la Barber Company. Tante persone si chiedono perché venire da noi. Innanzitutto siamo i massimi esperti nel mondo delle barbe. Poi facciamo vivere delle esperienze e delle emozioni uniche. Non le possiamo raccontare, le potete solo che vivere. Vi aspettiamo numerosi. PS, vi racconto una piccola cosa. Creiamo dipendenza, fate attenzione. Vi aspettiamo nei nostri barber di San Vito al Tagliamento e Pordenone. Un giorno da sogno. Il tuo abito per coronare il tuo sogno. 1000 bisù, l'abito da sposa che hai sempre sognato. Tradizionale, moderno, alternativo. 1000 bisù, gli accessori, le bomboniere per tutte le ricorrenze e tante idee per il tuo sogno. 1000 bisù, San Giovanni di Casarsa. Tutti i sapori della qualità. Tutto ciò che viene dal nostro laboratorio è cresciuto prima nel nostro cuore. Molino 66. Dal lievito madre sforniamo per voi ogni giorno il pane, ottimi dolci. Stiamo già producendo panettoni e pandori artigianali con frutta al naturale per un Natale ancora più dolce e genuino. Molino 66, anche la pizza con le nostre ricette. Dalle 6 di ogni giorno fate un salto in Molino. Molino 66. Buone feste a Molino 66! Auguri! La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. Eccoci qua, ecco le bellissime immagini della nostra regia, grazie a Marco, grazie ad Eric, Luca e naturalmente Lucia e Jacopo. Guardate che bello che sono, eccomi qua. Dai. Grazie a Cinzia. Mi manca il naso, dici? Vabbè, mettiamoci anche il naso così siamo a posto. Vediamo anche il naso. Dov'è finita la Donatella? Vabbè. Allora, vediamo, scusatemi. Il vero conduttore della domenica pomeriggio deve essere così, perché la Donatella ha detto che bisogna essere così. Vero Donatella? Ecco. No, vabbè, ecco, okay. sistemato non l'uomo. sei credibile, sappi attenzione perché c'era un bel cross. Sì, per nel il frattempo Pordenone. il Pordenone, mentre eravamo in pubblicità, ho anche la voce un po' nasale, non so perché. Ok, vado avanti io. Allora, che poi dovrebbe essere Natale, non Carnevale, ma non importa. Il Pordenone ha rischiato, ha fallito un'occasione con Arma che si era trovato a tu per tu con il portiere.
purtroppo non è riuscito nel pallonetto. No, purtroppo nel calcio clamorosamente non bisogna sbagliare. Cercavo di non essere cattivo. Ma bisogna esserlo, perché bisogna anche insistere in questi ragazzi. Sì, no, questo è vero, però. Comunque il Pordenone che continua a giocare in attacco. Allora, il Padova non passa la centro. Attenzione perché c'è Arma. Ora blocca a terra. Diciamo che in questo momento il Pordenone fa la gara. Sì. Si difende solo il Padova e cerca di ripartire. Ecco. La partita comincia a cambiare. Per quanto riguarda la Lega Pro, l'altro c'è un risultato cambiato, è il Venezia in vantaggio con il Fano. Il Venezia quindi che sta vincendo, andiamo a vedere la classifica. Il Venezia in questo momento supera il Pordenone, esatto, perché il Pordenone prende 1 punto e il Venezia ne prende 3, e quindi il Venezia in questo momento dovrebbe, classifica della Lega Pro, scusate la regia, io sono sempre così veloce, vedete va a 32, il Pordenone va a 31 e quindi si cambia subito. Allora con un amico simpatizzante tifoso del Pordenone, Arma 2 gol su 2 sbagliati. Ma non è il primo di questo campionato, anche domenica scorsa ne ha sbagliato uno proprio, sintomo di stanchezza sembra, di poca lucidità. Forse gli fa fare un lavoro più per la squadra adesso che la prima punta, Tedino, almeno così ci avevano detto al Pordenone Calcio. Beh, io non lo conoscevo come giocava, però appunto su questo impianto di gioco lui spende tante energie, certo, a destra, a sinistra, smista i palloni, e quando arriva là davanti magari quel pizzico di lucidità gli manca, perciò... Certo. È uno che corre molto, comunque si dà l'anima per la squadra. Categoria superiore, insomma. Assolutamente. Allora, nel frattempo c'è un calcio di punizione dalla 3 quarti per il Padova, cross al centro, tagliatissimo, naturalmente la difesa del Pordenone svetta, non riusciamo a capire chi, perché le riprese Cleo sono talmente da distante che, bravissimo, voglio dire, poi ripeto, 2 telecamere, in questo momento credo una sola perché non vediamo cambiare qualcosa. C'era, prima di fare i riepiloghi, che siamo raggiunti praticamente al 25esimo in tutti i campionati a parte la Serie A che comincia alla 15, c'era Anna che voleva fare cosa volevi dire tu? Io volevo salutare Massimo perché prima non l'abbiamo salutato bene, sì, no, abbiamo parlato di lui, ma tu ciao hai detto Massimo. che volevi approfondire il discorso di Massimo, no? Sì, beh, in che senso? No. Massimo, scrivi. Allora, secondo te come si approfondisce un discorso, Massimo? Ma non c'era... Tu non hai il numero di telefono di questo Massimo, visto che ha mandato... Sì, ce l'ho, ce l'hai, ma invitiamolo! Lo invitiamo? Massimo, vieni qua al Gran Fiume, siamo davanti a Giovanni Rana e agli amici dello Zen, credo, ristorante Kaiten Sushi. Sì, ecco. Grande parata di Tomei. Padova, grande parata di Tomei su Altinier. Ecco, quindi vediamo... Diciamo un'occasione a una, dai. Però il pareggio non è giusto perché adesso il Padova sta facendo qualcosa, ma fino adesso il Padova ha solo subito. Ripeto, vero? L'occasione di Arma è stata grandissima. Ecco. C'è il nostro amico Omar che non sta parlando. Perché non stai parlando? È un avvenimento straordinario questo. Come, scusa? Approfitta, è un avvenimento straordinario. Che cosa? Che io non stia parlando. Grande parata, sì. Grande parata di Tomei, mamma mia. Che fa il pari con quella del portiere del Padova prima, anche lui ha fatto una grande parata su Arma, no? Assolutamente. Allora, intanto tu devi giocare. Intanto, se trovo la penna. Chi mi ha rubato la penna? Vabbè, una penna la troverò strada facendo. Scusa Carlo che trovo la penna. Allora, Omar, Padova Pordenone. A parte il campanilismo, direi 2. 2. E Triestina Mestre? Il gioco. E Triestina Mestre, faccio tutto difficile, no? Come vecchio Totocalcio. 2. 2-2. Ah, 2-2, quindi dai vincente il Mestre. Allora, Peter non lo faccio giocare perché ha giocato Cinzia, sono in famiglia, si dividono 3 e invece deve giocare con noi Gabriele, detto il Baciatero. No, fermo lì Gabriele. Secondo te perché lui ha detto il Baciatero, Donatella? Allora, bisogna indagare. Baciatero. Guarda là che là sei bella. Vogliamo qualche spunto. No. Personalmente non lo conosco, quindi non posso giudicare. Dacci qualche indizio. Così, guardandolo così. Perché il Baciatero? Ma lo vedo un po' con un'espressione da Latin lover, quindi magari ha fatto qualche danno in giro. Può essere... questo no. No, questo no, lo dici tu, perché adesso vedremo quante arrivano qua, visto che sanno che siamo in diretta dal Gran Fiume a Fiume Veneto. E secondo te invece, Cinzia, perché lui è il Baciatero? Perché... Ma come Ma siete donne di classe, tu poi anche, voglio dire, hai una certa esperienza con gli uomini, dovresti già averlo fotografato, no? Così? Perché il Baciatero? Perché ha gli occhi da furbo. Ha gli occhi da furbo, che nessuno capisce cosa significa il Baciatero. Esatto. Lucia, cos'è il Baciatero in spagnolo?
E c'entrerà con la baciata, no? Ecco, la baciata, qual tipo di baciata? Il ballo, la limonata? Il ballo, dici. Dopo lo scopriremo. Nel frattempo un calcio di punizione dalla destra per il Pordenone, cross al centro, però fallo in attacco del Pordenone e riprende il Padova le danze. Vediamo le quote di questo pomeriggio per dare un aiuto anche agli amici a casa, per dargli un consiglio su come giocare queste due partite. Ripetiamo, eccola qua, Padova-Pordenone. Pensate che l'uno è dato a 2,10, l'X a 3,10 e il 2 a 3,45. Quindi insomma, è dato favorito alla vittoria del Padova e la quota più alta è quella che dà vincente il Pordenone. Per quanto riguarda, come vedete, invece Triestina Mestre, nel frattempo ancora Pordenone in avanti con Berrettoni sulla destra. Triestina Mestre, l'uno è dato a 2,40, l'X a 3,05 e 2 a 2,80. Quindi la partita di Triestina Mestre, come vedete, è molto più equilibrata di Padova-Pordenone. Naturalmente continuate a giocare con noi al gioco 1x2, si vincono come sempre 6 bottiglie di vino bianco, rosso o nero, quindi 3 tipi, no? Bianco, rosso, nero, sono i 3 tipi diversi di vino, e naturalmente mandando SMS e WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione. Tornano a favore del Pordenone, però non sono riusciti ad agganciare il pallone che era piombato. Brutta ripartenza. Attenzione, Cattaneo sbaglia. Ripartenza del Padova che però butta la palla in una zona del campo assolutamente scoperta da giocatori del Padova. Devo dire una cosa, Giovanni, molto organizzato il Pordenone oggi, anche dietro, molto organizzato. Sì, diciamo che nonostante queste tentative di ripartenze riescono sempre ad arrivare prima, no? In anticipo, sì. No? E questo è molto molto positivo. Avrei qualche risultato da dare. Allora, aggiornamenti quando siamo al 30°, a parte la Serie A che comincia adesso, vediamo cosa succede nelle altre categorie. Prego, come Carlo. detto, Lega Pro, allora il Fano che perde in casa col Venezia 1-0 e il Sudtirol che in questo momento è in vantaggio 1-0 con la Maceratese in casa a Macerata in questo caso. Per quanto riguarda la Serie D abbiamo questi risultati cambiati: il Belluno che perde in casa col Vigasio 1-0, il Cavinoale che è 3-1 sul Monte Belluna, il Tamai che perde con l'Abano Calcio 1-0 e la Vigontina che sta battendo il Legnago 1-0. In questo momento ha segnato la Triestina 1-0 sul Mestre. Grande Triestina, e allora chi ha messo 1 ha fatto bene. Attenzione, Padova ancora in avanti, un taglio sulla sinistra. Copre molto bene, come diceva Cleofa, il Pordenone. Sono molto attenti. E infatti riconquistano palla. Comincio a vedere Semenzzato, siccome è un giocatore molto particolare, oggi ha un'azione importante. Semenzzato è un grande giocatore e un po' discontinuo, secondo la mia opinione. Si perde, però per me è un grande giocatore. Esatto. Vero che è un grande giocatore? Lei è l'esperta, perché lei è morosa di un ingegnere facoltosissimo, però frequenta anche i giocatori perché le piace il gioco del calcio, ovviamente, non per altro, vero Cinzia, tu che la conosci bene? Ecco. Allora, prego, ripeto Carlo. i risultati della Serie B che sono cambiati in questo momento, proprio una cosa rapidissima, quindi Belluno che perde in casa 1-0 col Vigasio, Cavinoale, Montebelluna 3-1, Tamai 0, Abano 1, Triestina 1, Mestre 0, Feltre 1, Carini Pivigina 0 e Vigontina Lignano 1-0. Legnago, scusa. perché Lignano è in eccellenza. Esatto, scusa, eccellenza. Cerrin Muzzane Crass 1-1, Fontana Frida Lumignaco 0-0, Gemonese Lignano 0-0, Gradisca Chions 0-0, San Luigi Pasiano 1-1, poi 13° Torviscosa 0-0, Vesna Manzanese 1-1 e Virtus Corno Tolmezzo 1-0. Allora, ieri sera, attenzione, ancora Pordenone in avanti, no! Incredibile cosa si sono mangiati adesso, ragazzi. Beh, era un po' difficile perché era sbilanciato Arma poteva anche cercare di metterla dentro, non al centro. Berrettoni effettivamente non ci è arrivato. No, ci è arrivato, però sì, era troppo. Vediamo, allora, una bellissima azione, taglio di campo di Cattaneo che trova Arma, che mette al centro. Berrettoni è solo, forse viene un po' spinto. Arma ha fatto un capolavoro. Ecco, Arma ha fatto un capolavoro. Vabbè, comunque, come dice il mio azioni compare, da gol, una dietro l'altra. Come dice il mio compare Giovanni Berrettoni, anima e corpo, 36 anni, però sbaglia troppi gol. Sbaglia troppi gol, Berrettoni. Dovrebbe però fare ci mette il cuore, quindi niente da dire. Però nel calcio conta chi lo mette. Ha pareggiato il Tamai. Benissimo, vedete, si rimettono bene le cose per le nostre squadre. Allora, Forza Ramarri, mia previsione 2-1 Pordenone con gol di Berrettoni e Cattaneo. Berrettoni se ne è appena, non l'hai mangiata, dai, era difficile, questo gol era difficile. Se mi sconfessi sono felice. Ecco, poi vediamo ancora. Ciao Carlo Luna e GP, un abbraccio da Ale Bevivino in Family, forza Tamai. Ciao Grande Alessandro, Ale. Ciao. Ecco, appena pareggiato ovviamente, vediamo se sono altri messaggi
Vediamo. No, sono finiti i messaggi. Buongiorno a tutti, questo l'abbiamo appena letto. Ecco, voi il numero di telefono di Massimo? Ma no, già che ci siamo, facciamo. L'ho trovato adesso? GP non si fa. Cosa c'è? Non si danno i numeri. No, io li do, voglio dire, io li do sempre, vero Cinzia? No, è molto compatta effettivamente il Pordenone, riesce, si chiude e recupera la palla velocemente e si chiude anche in 4-5 giocatori, quindi non dà la possibilità ai giocatori del Padova di temere si è pensato troppo da solo, vabbè. Una brama di palleggi. Ma ricordiamo che il Pordenone ha giocato sabato e il Padova lunedì. Sì. Nel secondo tempo peserà. Nel secondo tempo peserà, la previsione di uno che di calcio ne mastica. Ancora in avanti il Pordenone, grandissimo taglio sulla destra, si invola De Agostini credo. No, Berrettoni ancora, vediamo se riesce a mettere al centro, no, la mette dietro, Semenzato. Senza capelli però. Sì, vabbè, cross al centro di Burrai che però viene stoppato. No, non è Burrai, è Ingegneri. Ancora cross al centro, vediamo se ci arriva Arma dall'altra parte, non ci arriva. E vabbè, l'azione sfuma, vediamo se sfuma. Sì, fuori gioco e quindi fuori gioco. Comunque da come si vede, secondo me ha messo paura il Padova. Allora Cinzia, dacci un tuo commento dopo 3 minuti del Pordenone. Ecco. Sì, il Pordenone gioca quelli, vedi, sono quelli che giocano, quelli nero-verde sono il Pordenone, quelli in bianco sono il Padova. Dacci un tuo spassionato commento tecnico. Sono bravissimi. Sono bravi. Chi? Chi? Al Pordenone ovviamente, ecco. C'è già un cambio nel file del Padova. Non so se è Neto Pereira. Entra Neto Pereira. Ecco, questo è preoccupante. 37 anni ma qualità superiore. Questa è una rogna. Allora, nel frattempo io e Carlos non sapevamo cosa fare ieri sera, perché io e lui sabato ci annoiamo. Sì, hai ragione. Perché Donatella è fidanzata, Cinzia è peggio ancora e lui è sposato. Sì. Allora io che non so cosa fare, chiamo Carlo Luna e gli dico: andiamo all'inaugurazione del Natale a Cordenone. Il pareggio del Mestre. 1-1 tra Triestina e Mestre. Ma non potevi aspettare dopo, scusa. Vabbè, c'è anche il pareggio del Legnago. Ecco, vabbè. Donatella, conosci qualcuno a Legnago tu? Oddio, direi di no. Diresti di no, ecco. Sei sicura? Vuoi darmi qualche indizio? Conosco qualcuno e non lo so. Massimo, un certo forse. Massimo, ciao! Attenzione, mamma mia, cosa ha parato Tomei! Parata di Tomei. Incredibile, i due, che sono 2 gol in pratica, vero? Ma Cleopa? sempre su ripartenze, sì. Ecco, sono 2 gol che Tomei, meno male che qualcuno diceva che giocava male. Non no? so chi era, se era Neto Pereira, non vorrei sbagliare. Ecco, comunque il Padova che si fa pericoloso, d'altra parte fino adesso, a parte un'azione del Padova, chi l'ha visto, potrebbe andare su Rai 3. Ancora la difesa che spazza la difesa del Pordenone. Ecco, diciamo adesso subiscono un po' il Pordenone e in effetti riconquista la palla al Padova, centrocampo, palla sulla sinistra ancora, si invola, cross al centro del giocatore del Padova. Attenzione, meno male non la prova di testa questo, non fallo lì, tiro da fuori, sporcatissimo, corner credo. Esatto. No, niente corner, se la sono sporcata da sole. Fisicamente dicevamo che ieri sera c'è stata la bellissima inaugurazione. Carlo, dobbiamo mandare non puoi, ogni volta che devo mandare qualcosa c'è un aggiornamento. Sì, c'è il raddoppio del San Luigi sul Pasiano 2-1. Attenzione, anche un errore di Tomei di nuovo. Sì, qui Tomei, esatto. Come la partita famosa che abbiamo perso. No, ma qua, vabbè, ma l'ha presa, dai. La prima, gli è sfuggita. Vabbè, ma era un tiro anche da vicino, violento. Insomma, si è rifatto la grande. Dai, la palla comunque non è entrata, quindi. Dicevamo, riesci a non interrompermi? Ho un po' di risultati, però faccio finire. Li vediamo dopo perché dura poco. Allora, c'è ieri sera, grande inaugurazione a Cordenone del Natale. Cos'è successo, Carlo? No, niente. No, hai fatto così, dimmi cosa è successo. No, c'è un gol, ma te lo dico dopo. Non è importante. Non è importante, va bene. Secondo me non vuole rivedersi nel servizio. Non vuole rivedersi? No, ma qua sono io, perché inaugurazione col sindaco di Cordenone, grandissimo amico Andrea Delle Vedove, con accensione dell'albero. Grandissime le casette in Natale di Cordenone, dove anch'io abito ovviamente. E allora, vediamo il servizio girato da Carlo Luna con me e il sindaco Andrea Delle Vedove. Grazie regia, prego. Scusi, tornerò. Allora, ci troviamo a Cordenone per l'inaugurazione del Natale qui in Piazza della Vittoria e... Rai, lanciamo un servizio, ne parte un altro. C'era scritto Casette Cordenonsio. E c'è anche il sindaco Cordenone. Adesso l'ho trovato. Ecco, meno male che arriviamo alle 11 e abbiamo tutto il tempo per vederci i servizi. Allora, naturalmente stiamo scherzando. Sindaco di Cordenone, inaugurazione, eccola qua. Sono con il sindaco di Cordenone, Andrea Delle Vedove, è veramente una bella cosa questa quarta edizione, Andrea.
le casette, c'è già un sacco di gente, lo spirito natalizio a Cordenons si impera, uno dei Natali più importanti della provincia e non solo, direi. Eh sì, inizia con questa sera, con l'apertura poi dell'albero, l'accensione, iniziano le festività cordenonesi che non sono solo piazza, abbiamo anche manifestazioni poi sparse nel periodo natalizio un po' dappertutto. Quest'anno abbiamo 3 alberi, uno qui in piazza, uno in Beorcia, Sclavons, poi anche nella frazione di Villa d'Arco, quindi non trascuriamo il territorio. Chiaramente la piazza è il fulcro, è diventata ormai una tradizione venire alle casette qui di Cordenons, abbiamo gente che viene anche da altri comuni, abbiamo visto che sono apprezzate, quindi siamo contenti. Allora, è Natale, siamo tutti più buoni, però tu mi dicevi, sempre da sede, un inizio della legislatura un po' difficile. Il Natale porterà consiglio? Sì, speriamo che porti consiglio, speriamo che qualcuno capisca che non sono i consiglieri che devono dettare le regole, ma sono i cittadini hanno scelto, hanno deciso di farci lavorare, noi stiamo facendo tanto, qualcuno spera di mettere i bastoni tra le ruote, ma noi andiamo avanti e non cederemo un centimetro. Allora, noi ci vedremo altre volte perché avremo diversi servizi da Cordenons, io spero di averti sempre come nostro ospite. Invita gli amici che ci guardano in televisione a venire a Cordenons. Venite a Cordenons perché qui il clima è veramente di festa, abbiamo visto che chi frequenta le varie casette poi alla fine chiude la serata sempre con la tappa fissa a Cordenons, quindi venite numerosi, vi aspettiamo. Naturalmente vi aspettiamo qui alle casette a Cordenons, Piazza della Vittoria. Grazie Sindaco, come sempre è un piacere averti con noi. Grazie a tutti. E allora il Natale di Cordenons porta bene al Pordenone, in vantaggio un minuto fa con gol di Berrettoni. Dopo un bellissimo tiro di arma deviato dal portiere del Padova, di cui il nome non conosco, forse tu sì Cleofa, neanche tu benissimo, non mi ricordo. Non ce ne frega niente, l'importante è che Berrettoni sulla respinta del portiere gliel'ha messa proprio sotto le gambe, un tiro incrociato raso terra, vero Cinzia? Proprio raso terra. Raso, e sotto le gambe al portiere, quindi vantaggio del Pordenone che torna a superare il Venezia in questo momento ed è primo in classifica in quanto la Reggiana non sta vincendo. La Reggiana sta perdendo 2-1 col Gubbio. Allora, facciamo un riepilogo della Lega Pro. Sì, guarda, l'ho appena quando siamo al 40°. L'ho aggiornato proprio in questo momento, quindi Fano Venezia 0-1, Feralpi Salò Ancona 0-0, Gubbio 2, Reggiana 1, Macertesi sul Tirolo 1-1, Mantova Sant'Arcangelo 1-1, scusate, eccolo qua, e Padova sta perdendo col Pordenone 1-0, poi San Benedetto Modena 0-0, alle 18:30 giocheranno Albino Leffe, Lumezzane e Forlì Teramo. Bene, quindi in questo momento il Pordenone stacca tutti, la Reggiana perde, il Venezia è a 2 punti al momento e quindi bene, il Pordenone che... Il Pasiano che sta perdendo 3-1 con il San Luigi. Ricapitoliamo anche le eccellenze della Serie D. Dai Carlo, siamo al 40° su tutti i campi. Esatto, sì. Allora, Ciarlins Muzzane Cras 1-1, Fontana Freda 1, Lumignaco 0, Gemonese 1, Lignano 0, Gradisca Chions 0-0, San Luigi 3, Pasiano 1, 30° Torviscosa 0-0, Vesno Manzanese 1-1 e Virtus Corno Tolmezzo 1-0. Per quanto riguarda la Serie D abbiamo Belluno Vigasio 1-1, Calvino Ale 3, Montebelluna 1, Tamai Abano 1-1, Triestina Mestre 1-1, Feltre Canini Pievigina 1-0 e Vigontina Lignano 1-0. Bene, abbiamo sentito Padre Carlo nella preghiera delle 15:15. Grazie, ti adoro. Bella questa litania di tutti i risultati. Le solite figure da cioccolata che faccio io, eccomi qua, guardate, ecco, vabbè. Stai benissimo, ma stavi meglio con le corna però. Giovanni Renna. No, è Giovanni Rana. Mi ero sbagliata. Allora, questa grandissima cantante, intanto perché è grandissima. Sì, sono perché molto è tanto alta, molto gnocca e molto brava. Si può dire molto brava? Sì. Perché molto gnocca sì, molto brava non so se si può dire. Anche quello, speriamo, sì. Insomma, dopo. Allora, primo brano dal vivo di questo pomeriggio, cosa ci canti? Ma è dedicato alla tua domenica. Il Mestre in vantaggio con la Triestina 2-1. Scusami? Il Mestre in vantaggio con la Triestina 2-1. Non ho sentito, non voglio sentire, andiamo avanti. Dedicatissimo alla tua domenica, il Pordenone, al calcio. Bene. Vado? Vai. Via. Anna, prego. Perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone. Perché
chissà, chissà se davvero vai a vedere la tua squadra o se invece tu mi lasci con la scusa del pallone. Chissà, chissà se mi dici una bugia o la verità, ma un giorno ti seguirò perché ho dei dubbi che non mi fanno dormire, e se scopri io potrò che mi vuoi imbrogliare, mamma mia ritornerò perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone. Perché ma una volta non ci porti pure me. Ma un giorno ti seguirò perché ho dei dubbi che non mi fanno dormire, e se scoprire io potrò che mi vuoi imbrogliare, mamma mia ritornerò perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone. Perché una volta non ci porti pure me, una volta non ci porti pure me. Bravissima! Grande la nostra Anna. Mancano un minuto più recupero alla fine del primo tempo, un'occasione per il Padova mentre Anna cantava. Sì, ma diciamo che la partita la sta gestendo benissimo il Pordenone, quindi in questo momento stiamo rischiando pochissimo. È veramente una bella sorpresa. Attenzione, fuori gioco. No, chiedevo Sono qua. se la prossima canzone è Vado al massimo. Vado al massimo, vado al Messico, ok. No, vado al massimo. Vado al massimo. Il Massimo. Ah, sì, Quello di Legnago, il famoso Massimo di Legnago. Pensando Messico, ok. Allora, cosa Che facciamo? cattiveria. Vediamo. No, allora io direi che andiamo in pubblicità, aspettiamo i finali dei primi tempi. Durante la pubblicità ci saranno tutti i finali dei primi tempi e ci rivedremo qui in diretta tra pochissimo. Naturalmente rimanete lì. Allora, i casi sono due. O guardate, buonasera, benvenuto da noi. Allora, o rimanete lì, guardate la pubblicità, o se no prendete e venite qua al Gran Fiume Grand Shopping a Fiume Veneto. Ci vedremo insieme il secondo tempo di Padova-Pordenone. Seguiremo tutte le partite, anche la Serie A che dovrebbe essere cominciata. C'è qualche variazione? No, sulla Serie A è tutto 0-0. Tutto 0-0 dopo. La Reggiana ha pareggiato, sì. Gubbio, calcio d'angolo contro Pordenone, mischia furibonda in area di rigore. Ma c'è un fallo. Allontana, no, fallo. C'è un fallo. Lei vuole vedere la partita con noi, lei? Sì. Nelle mischie non si capisce niente. Nelle mischie non si capisce niente. Per fortuna che la fanno a pagamento. Quanti anni sono passati, scusi? 50 anni. 50 anni. Le piaceva questa canzone? No. No. Anna non piaceva al signore questa canzone? Sì che mi piace. Chi le piace? Dovina? Mina? No. No. Iva Zanicchi? Pugliese. Pugliese. Anna una... Il pugliese, il triestino va Albano? Bello! Bello Albano. Boh, bello no, bravo. Il sole. Il mare e il vino. Vino, no. Albano fa il vino, le cantine Carrisi. Io, ma non bevo. Lei non beve. Un altro pugliese dice, Tony Sant'Agata, no. E l'altro pugliese, cosa c'è? Vediamo. Indovina lei per piacere. Sa che non mi viene in testa perché gliel'avrei già detto. E nemmeno io, guarda. Neanche a lei. Lei sa che è pugliese ma non si ricorda il nome. Nicola Di Bari? Vabbè, sì, è di Foggia, però non mi piace. E di Foggia non le è terminata il primo tempo del Pordenone che sta vincendo 1-0 C'è un al cantante, Padova. però è di Foggia, però... Non piace neanche quello. No. Vabbè, sa cosa facciamo? Adesso ne parliamo durante la pubblicità. Andiamo in pubblicità e dopo vediamo se troviamo questo cantante di Foggia. Non mi piace. Allora non lo cerchiamo. A me piace Albano. Ma che vuoi? Beh sì, è un grande cantante. Scusi, io sono di Bari, non sono di qua. Lei è di Bari? Sì. Okay. E cosa fa in Friuli? Ma io sto... È così bello a Bari? Ah, è qua con sua figlia lei, ho capito. Col marito. È col marito, perfetto. Allora buon pomeriggio, grazie di essere intervenuto, grazie a lei. Allora come vedete tutto questo è molto bello, sono gli amici che ci vengono a trovare qui al Gran Fiume. Ci fermiamo per la pubblicità dopo tutti i finali dei primi tempi, grazie.
o state a casa a guardare la pubblicità o venite qua, Fiume Veneto, Gran Fiume, pubblicità. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche. Il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Tempo. Scrivi subito la letterina a Babbo Natale e portala alla Plastica. La Plastica, nella nuova sede ancora più grande. Tantissime idee in una vastità di scelta dei migliori prodotti. La Plastica, tutto ciò che potete desiderare per il vostro prossimo Natale. La Plastica, un mondo di giochi, tutto per il tuo Natale. Tutte le specialità della tradizione napoletana. Cossetti, pasticceria napoletana a Pordenone. Tradizione partenopea unita alla friulana per delle prelibatezze uniche. I dolci, i nostri panettoni, alla pera ed amaretto, ai 3 cioccolati, i tradizionali, i salati, per un lunch, per il brunch, l'aperitivo, in ogni momento della giornata. Tante idee sfiziose ed uniche per i vostri regali. Cossetti pasticceria, soddisfazione per il vostro palato. Persone oltre le cose. Conad, San Vito al Tagliamento ed Aviano. Abbiamo preparato per voi tantissime offerte per le prossime feste. Ogni giorno i prodotti freschissimi della nostra terra. Il pesce appena pescato, pronto per voi. Una vastissima scelta di specialità gastronomiche. E poi salumi, formaggi, carni di primissima qualità. Conad, per le vostre feste con tantissima qualità e convenienza. Persone oltre le cose. Ciao, siamo la Barber Company. Tante persone si chiedono perché venire da noi. Innanzitutto siamo i massimi esperti nel mondo delle barbe. Poi facciamo vivere delle esperienze e delle emozioni uniche. Non le possiamo raccontare, le potete solo che vivere. Vi aspettiamo numerosi. PS, vi racconto una piccola cosa. Creiamo dipendenza, fate attenzione. Vi aspettiamo nei nostri barber di San Vito al Tagliamento e Pordenone. Un giorno da sogno. Il tuo abito per coronare il tuo sogno. 1000 bisù, l'abito da sposa che hai sempre sognato. Tradizionale, moderno, alternativo. 1000 bisù, gli accessori, le bomboniere per tutte le ricorrenze e tante idee per il tuo sogno. 1000 bisù, San Giovanni di Casarsa. Tutti i sapori della qualità. Tutto ciò che viene dal nostro laboratorio è cresciuto prima nel nostro cuore. Molino 66. Dal lievito madre sforniamo per voi ogni giorno il pane, ottimi dolci. Stiamo già producendo panettoni e pandori artigianali con frutta al naturale per un Natale ancora più dolce e genuino. Molino 66, anche la pizza con le nostre ricette. Dalle 6 di ogni giorno fate un salto in Molino. Molino 66. Buone feste da Molino 66. Auguri! La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi clubage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così.
Oh, indisciplinati i nostri ospiti oggi pomeriggio. Abbiamo perso le babbine. Dove sono le... Ah no, sono qua le babbine. Guardate che belle che sono. Ecco, no, mettetevi qua a fianco giusto per l'ennesima figura che faccio. Eccola. Eccoci. Non sono io nano, sono loro alte. Nel senso, io sono un uomo normale. Sì, hanno tacco 12. Non è vero. Ah, lui è tacco 12. Sì, io c'ho quello interno, quello di Berlusconi, quello lo sapete. Anche lui ha 12, ma non è a tacco. proposito, andate a votare, quello che volete, andate a votare fino alle 23. alle 23, dovunque voi siate, raggiungete i seggi perché oggi è un giorno molto importante per l'Italia. Allora, qualsiasi cosa voi pensiate, mandate a votare, perché sennò domani non potete dire, se non vi va bene chi ha vinto, uno o l'altro, non potete dire niente perché non avete partecipato. Allora, fino alle 23, vero Omar, andate a votare, Omar. Certo, vero? compreso il sottoscritto. Non sei ancora andato? Ho la scheda in macchina. Io questa mattina... Serie A. No, aspetta, io questa mattina ho bussato perché erano le 7:05, toc toc al mio seggio, mi fate entrare? Non mi hanno fatto entrare. Beh, ovvio, ci mancherebbe. Ha detto no e quindi è stato lanciato un messaggio. No, si può dire sì, ecco. Ha detto sì. No, non lo so. Prego, accomodatevi, che splendori. Allora, mentre si accomodano, dico che in Serie A sono cambiati due risultati: il Cagliari che vince a Pescara 1-0 e il Sassuolo 1-0 sull'Empoli. Allora andiamo a vedere i primi tempi e poi vi do un po' di messaggi che sono arrivati. Non so perché arrivano messaggi per me e non per Anna, per Donatella e per Cinzia. Perché sei figo. Esatto. Siamo un po' gelose, Sei gelosa di me, Siamo gelose, tutti i messaggi. Guarda che devi parlare col microfono, sai tesoro, dovresti sapere. Fortuna che c'è Massimo che almeno ha scritto per Anna. Che la Anna, sì. Insomma, scrivete alle nostre babbine Natale, mandatele la letterina per gli... Scrivete cosa volete dalle babbe natali, ecco. Scrivete allo 348 294 7672 cosa volete dalle nostre babbine Cinzia e Donatella, così vediamo subito. Prego, allora, primi tempi. Sì, primi tempi per quanto riguarda la Lega Pro. Allora, giocata ieri Parma-Bassano 1-1, poi Fano Venezia 0-1, Feralpi Salò Ancona 0-0, Gubbio Reggiana 2-2, Maceratese sul Tirolo 1-1, Mantova batte Sant'Arcangelo 1-0, il Pordenone che batte in casa del Padova 1-0 appunto il Padova, San Benedetese Modena 0-0 e alle 18:30 ci sarà Albino Leffe, Lumezzane e Forlì Teramo. Andiamo in Serie D dove si gioca la 14ª giornata, vediamo cosa succede in Serie D. Ieri il Campodasso che ha battuto l'Alto Vicentino 4-0, poi Unione Arzicchiampo Virtus Vecomp 0-0, Belluno Vigasio 1-1, Noale sta battendo il Montebelluna 3-1, S Cordenonse 0-0, Tamai Abano 1-1, Triestina che perde in casa con il Mestre 2-1, Union Feltre che sta vincendo con la Carini Pivicina 1-0 e Vigontina Legnago 2-1. E fino andiamo alla 13ª giornata dell'eccellenza, naturalmente quella del Friuli Venezia Giulia. Esatto, Cerris Muzzane Crasso 1-1, Fontana Fredda Lumignaco 1-0, Gemonese Lignano 1-0, Disca Chions 0-0, San Luigi che sta vincendo col Pasiano 3-1, Tricesimo Torviscosa 0-0, Vesna Manzanese 1-1 e Virtus Corno Tormezzo 2-0. Questi dunque i primi tempi. Per quanto riguarda la Serie A aspettiamo ancora un 10 minuti e ci saranno i primi tempi anche delle 4 partite che si giocano, 4 o 5 Carlo, non mi ricordo. Sono 4 alle ore 15. 4 di oggi pomeriggio. Arrivano un po' di il derby Lazio-Roma. Arrivano un po' di messaggi, ripeto, mandate la vostra letterina, in questo caso il vostro messaggino, alle nostre babbe natali per chiedere cosa volete da loro anche prima di Natale, vero Cinzia? Voi siete... Cosa vogliono da Babbo Natale? No, da voi due, da babbe natali, i regalini che vogliono da voi, no? Allora, vediamo i messaggi. Direttore, non sono direttore, ma non importa, ma l'avvocato Mazzarella, che lo vedo di rado la domenica al Posta, praticamente sparito quasi, mi giunge voce che sta parlando con la Triestina. Conferma? No. Nel senso, non confermo e non smentisco. Classico stile politichese, non confermo e non smentisco. E oggi non si può fare politica. Ma è lo stile. Poi un grande saluto e una buona domenica a GP, Carlo Luna, Peter, Cinzia, DJ Pimpi, Gabriele, Carmelina e Olga, da Milena e Manuel Cigo. Ciao Manuel. Ciao Manuel, ho fatto una bella serata qualche tempo fa da Manuel. Tanta roba là, sì. Poi Omar Battistone un contatto, non è un messaggio. E poi attenzione, un messaggio dall'Austria. In Austria sole che sembra primavera, bacio. Vedete, ci seguono anche dall'Austria, in streaming ovviamente. Salutiamo gli amici che seguono dall'Austria. Chi è che domenica aveva detto di Borriello qualcosa? Ti ricordi la ragazza che adesso non c'è? Ha segnato oggi. Ha segnato il bicio. Ha segnato il bicio. Benissimo, ha segnato il bicio di Borriello. Allora, io direi siamo
siamo nella pausa, no? Sì. Delle partite che seguiamo, ovviamente la Serie A finisce tra poco. Buon pomeriggio signore, benvenute Siamo alla al centro mezz'ora commerciale. precisamente per quanto riguarda i primi tempi della Serie A. Ecco, allora abbiamo qua non solamente l'amico di Paggiano di Pordenone, dove ricordiamo saremo per l'ultima puntata di questa stagione, ovvero sia 2016. Ecco, sì, questa stagione ho detto. Abbiamo l'onore di essere ospitati dal comune di Paggiano di Pordenone in questo Natale splendido che sarà o il mercatino di Natale o alle casette a seconda del tempo, della variabilità. Ma lui è anche un poeta. Perché è un poeta che poeta. Sei più poeta, più poeta che poeta. Perché è poeta perché? Perché scrive cose serie e scrive cose particolari, no? Dicono, tu lo dici. No, io lo dico. Tu adesso ci dovresti declamare una delle tue composizioni. Dipinto su tela. E non me l'aspettavo. Non te l'aspettavi? Non se l'aspettava, infatti vedete non se l'aspettava, deve andare a cercare assolutamente. Allora, Omar, di cosa si tratta? No, allora, leggo un inedito, qualcosa che non ho mai pubblicato. Ah, quindi ancora più bello, in esclusiva non vorrei mai venire qua a pubblicizzare il mio No, libro. assolutamente, anche perché è una bella strenna, che bello dire strenna di Natale, non so che cazzo voglia dire strenna, natalizia. però è bello dire strenna, che è la renna con la S, la ST. La renna no. Come si dice? Che cosa? Lucia, tu che sei edotta acculturata. E ridotta, sì. Cos'è strenna? È la renna con le Con la ST. con la STR davanti. Ok, vado su Google. Sì, ma la derivazione etimologica. C'era una rena che non era tanto simpatica, tutti gli davano della st e da lì hanno fatto le strenna. Penso sia quello. A proposito, non ho chiesto a te. Perché a proposito con la st? Non ho chiesto a te, secondo te qual è il significato del baciatero, che è Gabriele che è là? Io esco dagli schemi, per me è un cognome e basta. Il baciatero è un cognome, Gabri? No, non è quello. No, però baciatero mi suona da spagnolo, il baciateros è uno che basa la terra. Fa l'agricoltore. È baciatero. Stando a Wikipedia, il baciatero? No, la strenna o strenna natalizia è un regalo ed è d'uso fare o ricevere a Natale nel periodo natalizio. Poi vabbè, dovrei leggervi tutto quello che c'è scritto sotto, però è un uso e costume per quanto riguarda il Natale. Allora, io è un'ora che mi sto anchilosando la mano per far vedere il libro di Omar Battiston e nessuno lo inquadra. Tra un po' mi viene male. Ecco dov'è qua? Ecco, eccolo qua. Quindi questo è un bel regalo di Natale anche perché i proventi vanno nelle tasche di Omar, quindi no, diciamo bene. Vanno nel portafoglio. No, scherzo. No, ricordo che i proventi netti della vendita di questo libro, potete contattarmi su Facebook, vanno all'associazione Solo per il Bene del nostro amico Cristiano Viotto, ricordiamolo, che salutiamo naturalmente e credo che ci verrà a trovare. Non lucro, anzi un'associazione che raccoglie i soldi per poi fare la spesa da donare alle famiglie italiane che sono in difficoltà, perché troppi pensano alle famiglie straniere e va bene anche quello, nessuno pensa alle famiglie italiane. Pronti via, Charles Muzzani in vantaggio 2-1. Ecco, quindi cominciato il secondo tempo, Charles Muzzani subito che torna in vantaggio. Allora, dicevamo che non ti sei preparato a denunciarci una tua composizione, quindi cosa ci declami? Allora facciamo così, sì. Visto che non ho niente realmente in tema, o meglio me l'ho già letta, sì. Però visto che siamo davanti a tanti bar, sì. Ce n'era una che è questa, sì. Che se volete... Sì, allora, se ci alzate un po' la cassaspia del microfono di Omar, perché sennò la gente qua, lui ha la voce un po' bassina, si riesce a alzare un po'. E non solo attenzione, ancora il Pordenone in avanti, grandissima parata. Sì. Dopo pochi secondi, dopo 30 secondi, pronti via il Pordenone, rischia il raddoppio, troppi gol mangiati, però Cleofa, troppi gol mangiati. Questo difficile, però diciamo una buona occasione con Ingegneri sul cross di Berrettone. Vabbè, comunque il Pordenone che riprende la partita schiacciando nella propria metacampo il Padova, che in questo momento pronti via si trova leggermente in difficoltà, ma la partita è lunga, mancano 44 minuti più recupero. Prego, poeta. Ripartenza. Attenzione, aspettiamo del Padova. Ecco, corner. Ok, adesso che ci declama però, a meno che non ci sia un gol, vediamo di rispettare l'esimio poeta che abbiamo qua, ho l'onore di ospitare al Gran Fiume Gran Shopping. Prego. Caffè macchiato.
caffè macchiato, c'è anche la data Oderzo, 25 dell'8 del 2015, quindi era estate. Sì, vero? E non so perché ero al lavoro, perché Oderzo vuol dire che ero al lavoro. Eri al lavoro? Anche tu lavori? Si vede quanto... No, scrivo. Beh sì, per forza. Allora, prego. Cammino per strada tranquillo e beato, ma d'improvviso mi sento agitato. Mi guardo all'intorno in cerca per bere qualcosa e riposare. Entro spedito in un locale, mi duole la pancia. Ah, ma che male! Porca miseria, ho bisogno del cesso. Devo ordinare. Mi fa un espresso? Certo, risponde con schiena voltata e cerco con sguardo la ritirata, ma non la scorgo e giunge il caffè. Il dolore aumenta, non sono più in me. Prendo tazzina e bevo d'un sorso, mesce di bocca, ruglio d'un orso. Tra il mal di pancia e la lingua scottata, ordino quindi un'acqua ghiacciata. Sento mutanda in forte tensione. Non tengo più, sto andando in pressione. Gocciolo freddo da fronte bagnata e vedo toilette in fondo angolata. No, perdonami, pareggio del Padova. Forse fuori gioco. Chiedono fuori gioco. No, convalida. L'arbitro convalida. Pareggio del Padova, un tiro da lontano, si butta Tomei, la respinge corta, era lì pronto, penso Neto Pereira. Ci siamo dimenticati si sono dimenticati a sinistra dell'uomo. A difendere la porta. Purtroppo il Padova pareggia, assolutamente possiamo dirlo, immeritato. Pareggio assolutamente immeritato. Tiro dalla lunga distanza fuori area, vedete? Sbaglia l'intervento Tomei, nel senso la respinge corta. No, non è il Neto Pereira, è il numero 9 Altinier, credo. Il 9 del Padova. Altinier deve essere uscito. Comunque è il 9 del Padova. Comunque pareggio 1-1, manca tantissimo il Pordenone, se gioca come ha fatto fino adesso ce la può assolutamente fare. Non hai portato quel gran culo, voglio adesso, non per dire, però sono saltate le mutande. È come col Pasiano, no? Sono saltate le mutande, veramente. Sono saltate le mutande che erano in tensione, ecco dove è il problema, no? La partita non è finita. No, assolutamente. Allora, riprendiamo dalle mutande in tensione. Sento mutanda in forte tensione, non tengo più, sto andando in pressione. Gocciolo freddo da fronte bagnata e vedo toilette in fondo angolata. Ingurgito l'acqua e provo uno scatto. Ai, che crampi, ne esco matto. Mi blocco, mi piego, chino in avanti ed impreco rivolto a tutti e più santi. Porca miseria, pure il caffè liscio, or non tengo neppure più il piscio. Beota d'un me l'acqua col ghiaccio, or sì che più non ce la faccio. Dietro di me la scia ammorbante, piegan la testa anche le piante. Chiaro oramai che non tengo più niente, devo espellere immantinente. Sono arrivato in piena emergenza, ma la maniglia fa resistenza. Alzo lo sguardo, destino nefasto. Me la faccio addosso, c'è cartello di guasto. Bravissimo. Scusa, devo andare in bagno. Ti ho stimolato. Questa è una poesia stimolatrice. Bellissimo. Avrei dei risultati? Sì, adesso, ma è successa veramente? A te? No, a te, perché il 25-08 poteva esserci, no? Sì, che ma poi ho sfondato la porta. Trovi uno di quei pochi bar aperti. Il problema era per quello che è venuto dopo. Per quello... ma se il bagno era guasto? Appunto, non era un problema mio. Ah, ho capito, sì, in quel senso lì, benissimo. Allora, aggiornamenti, vai Carlo. Sì, allora partiamo dalla Serie A, c'è il raddoppio del Sassuolo sul calcio di rigore, quindi un 2-0, mentre per quanto riguarda la Serie D, per il momento l'unico risultato cambiato è quello proprio del Padova Pordenone 1-1. Per quanto riguarda, scusate, la Lega Pro, per quanto riguarda la Serie D, di cambiato abbiamo che il Pordenone sta perdendo con l'Este 1-0. Ai, bruttissima notizia Punizione questa. importante per Pordenone, vediamo cosa succede. Punizione dalla sinistra per il Pordenone. Burrai. Cross al centro a rientrare, colpo di testa ed c'è il gol! C'è il gol di Arma segna e quindi dopo solo 2 minuti torna in vantaggio il Pordenone con quello che è il puntero del Pordenone che era a secco da qualche domenica e va a segnare su una classica sua azione di testa, grandissimo corner, calcio di punizione battuto di Burrai che ha un piede. Eccoli lì i nostri amici del Pordenone Fan Club, tutti in curva, li riconosciamo. Moreno. GP, volevo farti notare che io ho smesso di leggere, abbiamo segnato di nuovo. Ecco, quindi non leggerai più niente. Comincia a pensare di grandissimo stacco di Rashid Arma, un ragazzo simpaticissimo che abbiamo conosciuto 2 domeniche fa, veramente oltre ad essere un bel ragazzo è fortissimo ed è una simpatia unica. E allora vediamo, stanno arrivando un sacco di aggiornamenti. La Reggiana in vantaggio. La Reggiana in vantaggio e quindi in questo momento rimangono appaiate in testa il terzetto, Reggiana, Pordenone e Venezia in Lega Pro.
No, sto vedendo cosa mi sta arrivando. Comunque, qua. Psicologicamente è una mazzata per Padova questa, Ecco, infatti il Pordenone è ancora avanti, palla a destra, cross al centro, vediamo cosa succede in centro area, cercava Berrettoni di smarcarsi, invece viene anticipato, ancora il Pordenone che recupera palla, cerca il lancio su Cattaneo che naturalmente tiene la palla in campo e subisce anche un fallo, non viene fischiato il fallo, viene solamente il fallo laterale, l'ultimo che ha toccato è Luca Cattaneo. Allora Cinzia, io vedo Donatella con una bellissima locandina, sì, che in realtà non è una locandina, è un manifesto che no, tengo io perché sennò ti copre la tua bellezza e quindi lo teniamo qua. Ecco, che cos'è? Che cos'è? Raccontaci Cinzia, Donatella, chi vuole lo racconta. Eccoci qua. Allora, facciamo un breve cenno, ricordiamo sempre il calendario di Un volto per fotomodella. No, ma quello ne parliamo dopo. Ne parliamo a lungo, dopo. non è allora, un problema. intanto vi invitiamo il 7 di dicembre. Non si vede, sai, 7 dicembre. Si vede? No, non si vede? È scritto in piccolo, non si vede niente. Attenzione, contropiede del Pordenone, Rashid Arma sulla sinistra, converge al centro, cerca di saltare l'uomo, niente da fare, viene bloccato, peccato, vabbè, non importa, andiamo avanti. Comunque vi invitiamo a Zoppola alla prima casetta di Natale. Che è anche l'unica. L'unica, bellissimo, inimitabile, ci saremmo noi, le bambine e anche le ragazze di Un volto per fotomodella, quindi c'è tanto buon cibo, divertimento, musica, salutiamo Matis, il titolare, vi aspettiamo, ci divertiremo insieme. Tu hai parlato nello stesso tempo di tutto e il contrario di tutto, buona musica e DJ Mattis. No, sono due cose che non vanno insieme. Ah, è vero, sì. Non si può. Salutiamo il buon Mattis. Ciao Mattis, ciao, ci vediamo il 7-12. Perché allora, sai cosa facciamo Carlo? Prima andiamo attenzione ancora al Pordenone. Roba da crepapelle, non si può dire, una discoteca da Cardiopalma. Prima andiamo là e poi andiamo di là. Poi andiamo di là e poi finiamo a Cordenons. Io farei anche una puntatina a Sacile. Ok, prendo ferie e no, però voglio una promessa da Cinzia che vengono con me Carlo, Cinzia e Donatella, se no non andiamo. Facciamo il tour delle casette. L'ingegnere lo lascia a casa però, Ecco, va bene. Ecco, l'ingegnere che faccia i calcoli statici della casetta di salutiamo l'ingegnere. Corner, ancora Pordenone in avanti. Questa volta libera la difesa del Padova, riesce a anticipare Rashid Arma. Mi piace fare la telecronaca, non sono capace, però mi diverto un casino. Allora, Pordenone ancora. No, attenzione, errore, fallo tattico, la munizione di Stefani sicuramente. Ed infatti, eccolo qua. Il capitano viene ammonito per un errore, d'altra parte. Ha dovuto assolutamente stendere l'uomo. Ci sta. La munizione sprecata bene. Dunque, sono le 15:45. Tu hai pensato che regali fare alle tue amiche? O ai tuoi amici? Ma direi che possiamo avere qualche suggerimento dalla regia. Può essere? Io non ho idee, ma la regia ci aiuta. Allora, facciamo così, io ti do il mio microfono, conduci tu. E a me va benissimo. Cinzia, perché mi guardi male? Cinzia mi guarda male. Cosa ti ho fatto, Cinzia? Sono così buone, no, scemo. Niente, stavo pensando ai regali di Natale. Ma perché non venire a prenderli qui, al Gran Fiume? Sì, no? certo, qua c'è una vastità di negozi incredibile, esatto, oltre al grande ipermercato Emisfero, e quindi qua potete trovare grandissime idee regalo. Ma dei nostri carissimi amici che hanno due splendidi centri, uno a Sacile ed uno a Pordenone, Sacile in via San Giovanni del Tempio, in pratica la Pontebana, e a Pordenone in via Brusafiera, hanno creato apposta, dedicato sia alle donne che agli uomini, perché oramai sappiamo che a livello di estetica gli uomini non sono dietro le donne, anzi mi dicevano a Re Sole che sono più gli ometti che vanno lì che non le femminucce. E allora vediamo le idee regalo che ci suggeriscono Andrea e tutto lo staff degli amici del Re Sole. Prego regia. When Jesus was, oh, when he was, when Jesus was, he washed my sins away, Lord. Happy day. Oh, happy day. He taught me how to walk.
Eccoli qua, eccola qua, splendore della natura, gli amici del Re Sole. E vedi, tu sai bene perché al Re Sole un sacco di belle ragazze. Ecco. Sono stato a trovarle. Sei andato a trovarle? Sì, Dove? A sì. Sacile o a Pordenone? A Pordenone. A Pordenone, ok. Allora, naturalmente sta arrivando un sacco di gente qui al centro commerciale e tutto ciò, siamo molto contenti. Un brutto guaio sembra per Burrai che deve lasciare il campo in questo momento. Secondo me è un pestone. Misuraka, non Sì, è Burrai. È un pestone, quindi credo che Sta ritorna leggermente in campo. imprecando, non possiamo dirvi cosa vediamo dal labiale, ma non importa, ci sta perché però insomma sta cercando di corricchiare, insomma, vediamo, nel frattempo si sta scaldando. È il ragazzo di colore che è fortissimo del Pordenone, non mi ricordo. Ecco, sì, è lui che si sta scaldando. O dunque c'è il pareggio del Cordenos con Maccan su calcio di rigore. Riepilogo di Serie D eccellenze anche di Lega Pro. Dai, allora, Carlo. Lega Pro, riepilogo veloce, Fano Venezia 0-1, Frealpi Salò Ancona 0-0, Gubbio perde con la Reggiana 3-2, Maceratese su Tirol 1-2, su Tirol quindi è passato in vantaggio, Mantova Sant'Arcangelo 1-0, Padova che perde con il Pordenone in questo momento 2-1, San Benedetese 1, Modena 0. Per il momento queste le partite. Per quanto riguarda la Serie D, Belluno Vigasio 1-1, Cavinoale 3, Montebelluna 2, Este Cordenon su 1-1 col pareggio su calcio di rigore di Maccan, poi Tamai 1, Abano 1, Triestina che perde ancora con il Mestre 2-1, Feltre Carini Pivigina 2-1 e Vingontina Legnago 2-1. Andiamo fino all'Eccellenza, vediamo cosa succede all'Eccellenza, siamo allora, più o meno dopo Muzzane, 10 minuti. Esatto, sì, Ciarlis Muzzane attenzione, 2-1, Padova attenzione. avanti. No, grande, Tomei para, meno male. Prego. Bene. Ciarlis Muzzane, Crass 2-1, Fontana Fredda 3, Lumignaco 0, Gemonese Lignano 2-0, Gradisca Chion 0-0, San Luigi 3, Union Pasiano 2, 13° Torviscosa 0-0, Vesna Manzanese 1-1 e Virtus Corno 2, Tolmezzo 0. Ancora in avanti il Pordenone, grande palla conquistata al centrocampo, si invola sulla sinistra Berrettoni, vediamo cosa fa, converge al centro, salta l'uomo, cerca un tiro che non si capisce, viene rimbalzato, Cattaneo cerca una sforbiciata, stavolta non gli va bene. Allora, sono le 15:50, mi sembra di capire dallo sguardo di Lucia, no? Che sono le 15:50. Sì, anche dal labiale, mi Anche pare dal che ti labiale sia allenato bene a non leggerlo. era 15:50, era un... no, E allora ci fermiamo solo per un attimo, vi aspettiamo qui in diretta con noi per vivere gli ultimi minuti, dunque siamo al 60°, l'ultima mezz'ora insieme guardando questa bellissima partita, perché alla fine è anche una bella partita Padova-Pordenone. Giovanni, qua hai ragione te, sta strameritando. Sì, Pordenone sta strameritando, però è una bella partita, a prescindere, perché comunque il Padova le sue azioni le sta facendo in contropiede, o meglio ripartenza del contropiede, sono i vecchi come me che parlano di contropiede. Ancora il Pordenone che va avanti, vediamo questa azione sulla destra, palla Rashid Arma che si sposta su tutto il fronte d'attacco del Pordenone, allora palla al centro, arriva Burrai, vediamo che cerca un triangolo con Berrettoni che tiene palla, viene messo giù Berrettoni, calcio d'angolo, e calcio di punizione, ci fermiamo perché ci fermiamo a guardare il calcio di punizione perché è importantissimo, è una posizione molto interessante per il Pordenone, qua possono tirare in porta, possono metterla al centro, vediamo qual è la soluzione che sceglie, vediamo chi va, Burrai? Mi sembra di sì perché di solito, lui... sì, ma la mette in mezzo questa. Com'è? La mette in mezzo. La mette in mezzo, allora subito dopo andremo in pubblicità, vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede, è una punizione interessantissima, tutto il Padova al limite dell'area di rigore per cercare di mettere fuori gioco gli attaccanti del Pordenone. Allora Burrai prende la sua rincorsa, sta studiando la situazione al centro dell'area, sta per partire, no perché l'arbitro non ha ancora dato l'ok. Ecco arriva l'ok dell'arbitro che sta guardando cosa succede al centro dell'area, come al solito le scaramucce normali in questa situazione. Parte Burrai, cross al centro, direttamente in porta, altro che cross al centro. Ha preso l'incrocio, ha preso l'incrocio, quindi palo di Burrai. Insomma è una partita durissima per il Pordenone perché poteva essere già con 3 o 4 gol e invece solo sopra di 2 gol. È il momento della pubblicità, ci fermiamo per un attimo, vi aspettiamo qui al Gran Fiume fino alle 17. Pubblicità. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone.
perdere tempo, scrivi subito la letterina a Babbo Natale e portala. Ci siamo in diretta, ci siamo. Ma me parlo io, tranquillo, non c'è problema. Inquadra azione di Berrettoni. Si è bloccato anche lo streaming, ma Lucia, riavvia lo streaming per cortesia, riavvia lo streaming. Eccoci, si è bloccato. Fallo di mano. Attenzione che comunque aspetta che spieghi. Sì. Vai, vediamo cosa succede. Fallo di mano del centrale su cross di Berrettoni, fallo netto di mano, rigore ineccepibile. Guarda che c'è lo skip, ovviamente si blocca la partita quando c'è il calcio di rigore, vediamo cosa succede. Sempre Arma alla battuta. Non è questo. Siamo all'Ancona, quindi noi dobbiamo andare a vedere Andiamo a quella lì, la partita lì sotto. No, eccola lì. Ok. Vediamo se c'è la pubblicità, purtroppo si è bloccato lo streaming. Noi speriamo che Arma abbia segnato. Vediamo cosa succede, purtroppo non vi possiamo raccontare. Ma perché ha messo la pubblicità nel rigore? No, perché quando si rilancia la partita, okay. C'è la pubblicità e ce la beviamo tutta. Vediamo cosa è successo, vediamo dal risultato. Un rigore, eccolo. Tiro, gol! 3-1. E questo forse è il risultato ancora che sta stretto al Pordenone, per quello che si è visto. Segna Arma con non spiazzando il portiere, però gliela mette sotto il braccio. E quindi Pordenone che va sul 3 con doppietta di Arma e gol di Berrettoni. Nella sequenza Berrettoni, Arma e Arma su rigore che c'era. Sì, no, netto. Un'altra cosa. Bisogna dire che capiamo perché Zamuner voleva portare a Padova. Ecco, vediamo il replay, parte Arma, non fa una gran finta ma la mette di fino. Ah no, spiazza il portiere, non mi sembrava. Spiazza di brutto. Spiazza il portiere che si lancia sulla sua destra. Una squadra e la palla entra a sinistra. Che ha dimostrato veramente una capacità di pareggio della Triestina. Pareggio della Triestina, bene, bellissime queste notizie. La partita un messaggio, ciao da Alessandro, la poesia di prima era veramente una super bomba. Quindi adesso che siamo 2 gol di vantaggio magari ne leggi un'altra perché al massimo va 3-2, no? Fino adesso perché prima quando hai letto prima di quest'anno. Sì, lo so. Ha pareggiato il Padova, no? Ecco. Allora, torniamo in pubblicità. Attenzione, il Padova in avanti che non ci sia un rigore anche qua, no? No. Scusate regia, è un casino, la partita oggi è incredibile. Allora, linea la pubblicità, ricominciamo la pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, dai. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Tempo, scrivi subito la letterina a Babbo Natale e portala alla Plastica. La Plastica, nella nuova sede ancora più grande, tantissime idee in una vastità di scelta dei migliori prodotti. La Plastica, tutto ciò che potete desiderare per il vostro prossimo Natale. La Plastica, un mondo di giochi, tutto per il tuo Natale. Tutte le specialità della tradizione napoletana. Cossetti, pasticceria napoletana a Pordenone. Tradizione partenopea unita alla friulana per delle prelibatezze uniche. I dolci, i nostri panettoni, alla pera ed amaretto, ai 3 cioccolati, i tradizionali, i salati, per un lunch, per il brunch, l'aperitivo, in ogni momento della giornata. Tante idee sfiziose ed uniche per i vostri regali. Cossetti pasticceria, soddisfazione per il vostro palato.
Persone oltre le cose. Conad, San Vito al Tagliamento ed Aviano. Abbiamo preparato per voi tantissime offerte per le prossime feste. Ogni giorno i prodotti freschissimi della nostra terra. Il pesce appena pescato, pronto per voi. Una vastissima scelta di specialità gastronomiche. E poi salumi, formaggi, carni di primissima qualità. Conad, per le vostre feste con tantissima qualità e convenienza. Persone oltre le cose. Ciao, siamo la Barber Company. Tante persone si chiedono perché venire da noi. Innanzitutto siamo i massimi esperti nel mondo delle barbe. Poi facciamo vivere delle esperienze e delle emozioni uniche. Non le possiamo raccontare, le potete solo che vivere. Vi aspettiamo numerosi. PS, vi racconto una piccola cosa. Creiamo dipendenza, fate attenzione. Vi aspettiamo nei nostri barber di San Vito al Tagliamento e Pordenone. Un giorno da sogno. Il tuo abito per coronare il tuo sogno. 1000 bisù, l'abito da sposa che hai sempre sognato. Tradizionale, moderno, alternativo. 1000 bisù, gli accessori, le bomboniere per tutte le ricorrenze e tante idee per il tuo sogno. 1000 bisù, San Giovanni di Casarsa. Tutti i sapori della qualità. Tutto ciò che viene dal nostro laboratorio è cresciuto prima nel nostro cuore. Molino 66. Dal lievito madre sforniamo per voi ogni giorno il pane, ottimi dolci. Stiamo già producendo panettoni e pandori artigianali con frutta al naturale per un Natale ancora più dolce e genuino. Molino 66, anche la pizza con le nostre ricette. Dalle 6 di ogni giorno fate un salto in Molino. Molino 66. Buone feste a Molino 66, auguri! La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. Pelo. Comunque c'è 4-2 del Pordenone. Allora, io mi sono perso 2 gol. Io ero tutta da un'altra parte, quindi dobbiamo chiedere al tifoso che... al tifoso. No, mi sa tanto al tifoso perché a me purtroppo dopo la poesia mi sono scoppiate le mutande. Se mi dai il microfono vediamo chi ha visto perché loro stanno guardando la partita. Allora raccontaci questo 4-2. No, Giovanni, mi è scoppiate le mutande dopo la poesia. Allora. È un pallone perso un po' dal Padova a centrocampo, percussione sulla destra di Misuraca prepotente, devastante. È messo il pallone al centro e Berrettoni è arrivato tapin vincente comunque. E il 2 del Padova? Non ho visto benissimo. Cross al centro, vabbè, comunque stavo ancora risultando dal quarto, dai. Nel frattempo Tedino ha qualcosa da dire all'arbitro e l'arbitro Tedino che gli dice la finiamo qui. Non è Tedino, è Ti Brevi. pago io la pizza, gli dice. Ti pago io la pizza. È Brevi, non è Tedino vince, è tranquillo. No, bisogna stare attenti perché Tedino già quest'anno è stato mandato fuori un paio di volte, sarebbe bene che non succedesse di nuovo. Omar, ha segnato il Padova e tu non leggevi la poesia, come mai? È strano questo, no? Guarda che hai là il microfono, Omar. Però ci stavo pensando. Ecco perché, quindi non pensare più a leggere la poesia, per cortesia. Dunque c'era il nostro amico, il Baciatero, che dobbiamo ancora capire perché sia Baciatero, che doveva fare dei saluti, dei ricordi, non so. Sì, allora facciamo dei saluti ai nostri amici del karaoke. Sì. Che si conoscono tutti, e specialmente alla nostra Carmen Sita, che è qui presente dietro di noi. Ciao Carmen Sita, e ci tenevo molto a fare dei saluti. Allora Anna, ci canti qualcosa? Sì, no, ti avevo detto, guarda che dopo la pubblicità canti. E invece tu sei lì che bevi il caffè. Baciatero, perché canto la baciata. Baciatero, non dobbiamo svelarlo prima della fine della trasmissione, se no dov'è il gioco? Allora, che cosa ci canti? Adesso ci canti una canzone che deve riguardare questa bella vittoria del Pordenone, quindi qualcosa sulla rana, sul ramarro. Sulla
Una rana pois, c'è? Una rana pois non c'è in questo momento. Potremmo inventarcela. Qualcosa sulle scarpe, visto che insomma c'entrano col calcio, che giocano, che indossano, no? Potrebbe essere. Potrebbe essere. Sì, potrebbe essere. Allora, Sì, quindi vado? vai, prego, Vado? prego, prego, Ok. Anna, prego. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a mess and we shouldn't be a mess. And now someone else getting all your best. These boots are meant for walking, and that's just what they do. And one these days these boots are gonna walk all over you. You keep lying when you are a bit through. And you keep losing when you are not bad. You keep saying when you have been changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are meant for walking, and that's just what they do. And one this day, these boots are gonna walk all over you. You keep playing when you shouldn't be playing. And you keep thinking that you never get burnt. When just found me a brand new box of matches, and while it knows you had time to learn, these boots are meant for walking, and that's just what they do. One this day, these boots are gonna walk all over you. Grazie, grazie mille. Allora, facciamo un riepilogo quando siamo al chi c'è? Il microfono, devo accendere. Accendi il microfono, GP. È acceso il microfono, infatti. Eppure... Ah sì, staccato il cavetto. Ah, ecco. Che disperazione che sei. Allora, nel frattempo comunque Ecco Pordenone qua. sta giocando molto bene, sta mantenendo il suo 4-2. Allora, ci è arrivato un bellissimo messaggio. Attenzione, contropiede con Cattaneo che parte palla al piede, scarica dietro su Berrettoni che gestisce la palla a centrocampo. Vediamo, si invola sulla centro-sinistra, salta un uomo, viene toccato. L'arbitro dice che non è fallo e se l'arbitro non fischia non è fallo, come diceva il vecchio Vujaidin. 3-2 del Mestre. 3-2, quindi la Triestina torna sotto. No, torna sotto. Eh sì, se è 3-2 del Mestre. 3-2. Ecco. Allora dicevo, Mestre sì di Zirolandia, Zironelli. È il mio ex preparatore dei portieri che avevo. Ecco, e con Zironelli, ecco. Allora, vediamo, cosa stavo dicendo io? Ah sì, che ci è arrivato un bellissimo messaggio da Padova, dallo stadio Euganeo, dai nostri amici che sono proprio in curva, ci mandano il rigore del 3-1 sul telefonino, dalla curva, che non riusciamo ovviamente a farvi vedere, poi delirio all'Euganeo con tante risate. Nel frattempo c'è qualcuno che ruba da scarpe e scarpe perché è partito l'antitaccheggio. No! Vabbè, se parte l'antitaccheggio, scusa. Facciamo un riepilogo che sta succedendo di tutto anche in eccellenza e in Serie D. Partiamo dalla Serie D, vediamo cosa succede in Serie Allora, D. Serie D, guarda, l'ho appena aggiornato adesso, è il tempo di girare ovviamente i numerosi fogli.
Quindi aggiornamento: Unione Narzichiampo Virtus 0-0, Belluno Vigasio 1-2, Caldinoale 3, Montebelluna 2, Este Cordenons 1-1, Tamai Abano 1-1, Fiestina De Agostini 34 3-2, Union Feltre Carini Pivigina 3-1 e Vigontina Legnago 2-1. Scusate l'interruzione, ma stavo guardando il cross del Pordenone che poteva essere pericoloso. Sul portiere, non stesso esatto. Eccellenza, c'è di tutto. Sì, eccellenza, c'è veramente di tutto. Cerlin Muzzane 3, Cras 1, Fontana Fredda 4, Lumignaco 0, Gemonese Lignano 2-0, il Gradisca che perde in casa col Chios 1-0, San Luigi 4, Pasiano 2, 30° Tor Viscosa 0, no, ha segnato in questo momento il Tor Viscosa, quindi 1 Tor Viscosa, 30° 0, Vesna Manzanese 1-1 e Virtus Corno Tolmezzo 2-0. Dunque sostituzione, entra in campo Draw ed esce il 18 che è scusami, esce il 6 che è Stefano, mi sembra. No, Ingegneri? No. Misuracca che aveva preso il pestone precedente. Che ha preso il pestone, quindi cautelativamente Tedino tira fuori Misuracca e fa entrare Bro, no? Succiu. Esce Succiu, lui sa più di noi. Beh, d'altra parte lui segue il Pordenone, noi siamo... Aspetta, datemi un microfono, scusami Anna. Ci dicevi perché se no non si sente? No, probabilmente dalla botta di prima, adesso anche perché come ruolo sono più o meno lì. E poi questo è anche molto tecnico, no? Questo ragazzo molto questo giovane. È un fenomeno, 19 anni, un fenomeno. Che arriva da una squadra dal Sassuolo. Dal Sassuolo, appunto. È in prestito dal Sassuolo. Ricordiamo che al Sassuolo sono 3 del Pordenone, tra cui il figlio del presidente, Lovisa. Grandissima parata di Lovisa, no, di Tomei. Potremmo proporre a Lovisa di fare il portiere. Che parata, Segnava Lovisa, non parava. Lovisa segnava, era un attaccante. Anche. Sì. Ancora il Padova in avanti, tenta tutto depreduto, ancora palo e 3-2. Attenzione, purtroppo 4-3. Su un palo. 4-3, attenzione. Altini. Scusate, sì. Dovrebbe essere Altini. Adesso sono volatili acidi per diabetici, che sarebbe in italiano, vediamo chi lo sa. Volatili acidi per diabetici. Vabbè. Non ho sentito. Volatili acidi per diabetici. Sedetevi là. Mamma mia, 4-3. Peter, cosa sono i volatili acidi per diabetici? Sono aziduri. Amari, vero? Amari perché i diabetici sì, niente dolci. Niente dolci. Assolutamente. Nel frattempo è arrivato chi sa cucinare, quindi tutti da lui dopo. Bene. Che è Alberto, al buon gustaio, benvenuto Alberto. Abbiamo un invito a cena? Francesca, ti metti anche tu lì con noi, ti vengo a prendere, non ho mica problemi. Allora, con la Francesca, gli amici del buon gustaio, eccoci qua. Chissà come mai siete qua. Guarda, ma neanche farlo apposta, guarda che roba. Conosci, sai? Sai chi sono questi? Eccoli qua. Benvenuti e grazie di essere qua con noi. Allora 4-3, smussiamo la tensione. Smussiamola, no? Smussiamola e andiamo a vedere cosa è successo ieri sera a Sacile. Mamma mia, che serata, ragazzi. Significa smussare la tensione? Smussiamo la tensione, vediamo Carlo Luna in questo caso con un operatore d'eccezione, ovvero sia il sottoscritto. Un giro per le casette di Sacile. Noi vi consigliamo di andarci anche perché domenica prossima noi saremo di nuovo a Sacile, proprio alle casette. Allora, se la regia è pronta, facciamo un salto indietro e vediamo questo splendido sabato sera alle casette a Sacile. Prego regia. Il tour delle casette e siamo qui a Sacile, siamo vicino al bar Al Canton con la loro casetta. Ho al mio fianco 2 bellissime signorine anche, signorine, perfetto, ho fatto la gaffe classica. Allora parliamo del bar Al Canton, cosa offrite? Parto dalla padrona di casa. Trippe con la polenta, formaggio alla piastra con i funghi champignon, oppure il solito panin col pastin, con la salsiccia o la porchetta, oppure il panino con l'hamburger. Perfetto. Pastini col prosciutto crotto di Praga fatto alla brace col crema. Che abbiamo assaggiato e devo dire sono meravigliosi. Per quanto riguarda il bere? Allora, dal vino spaziamo un bianco, dal Traminer, Sauvignon, il Prosecco, abbiamo del Ferrari, come rosso proponiamo il Malbec, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Refosco. Oh, perfetto, no, io stavo chiacchierando un po' qui con la nostra amica, sì, no, ma tranquillo, ma funziona così, in fin dei conti, siamo in allegria, siamo in amicizia.
Noi ci troviamo qua quando? Domenica 11, vi aspettiamo tutti presenti. 11 dicembre vi aspetto qui, offro una bella bottiglia di prosecco. Allora, cari amici di Tele Pordenone, alle 14:30 qui domenica alle casette di Pordenone al bar al Canton abbiamo il compleanno e sicuramente c'è un sacco da mangiare e bere. Grazie a tutti e vi aspettiamo. Ci troviamo a Sacile alle casette, ovviamente siamo nel periodo di Natale, siamo nella casetta aspetta che devo andare da Miro, esatto, non potevo sbagliarmi anche perché ho Miro qui con me. Lo ringraziamo perché innanzitutto ci ha salvato la puntata di un paio di domeniche fa, quindi con la pioggia e quindi tutto quanto. Allora Miro, come sta andando questo Natale qui a Sacile? Dai, diciamo bene, soprattutto questa sera che è sabato, quindi abbiamo un'affluenza importante. Comunque tutto sommato siamo contenti, speriamo sempre che ci rimanga del buon tempo. A parte il buon tempo, allora raccontaci cosa dai ai tuoi clienti. Do fritti, calamari gamberoni, i canestrelli con le piovere alla galiziana, copiato dagli spagnoli. Poi facciamo le sardi Savour, gli alici con i peperoni. Facciamo dei crudi tipo gli scampi e anche i fasolari, facciamo le canocette bollite, il baccalà e anche altre cose, le ostriche per esempio stasera e altre cose che troviamo mano a mano sul mercato del pesce. Io posso dire che mentre stavamo preparando l'intervista ho visto passare dei piatti meravigliosi, ho già la cuolina che scende. C'è un sacco di gente. Allora, io ti dico di fare l'invito a venire qui alle persone che ci vedono per televisione a Tele Pordenone domenica 11 che siamo di nuovo qua e quindi vi vogliamo qua domenica pomeriggio. D'accordo, sicuramente molto gentili, comunque invito tutti a provare il nostro fritto perché siamo tra virgolette bravi. No, non bravi, sono meravigliosi. Grazie a lei e a voi. Ok, con lei io posso andarmene a casa. Ragazzi, casetta di Sacile qui da Miro è spettacolare, mi raccomando, venite a trovare. Grazie di nuovo anche a voi, grazie. Adesso sta lavorando, ma fra poco andiamo dal mito delle casette di Sacile. È lì che sta cucinando, sta facendo un po' di tutto. Vieni a noi, vieni a dirci cosa fai all'interno della tua casetta. Vieni qua, veloce. Abbiamo confusione, un po' di musetto, un po' di tutto. Allora, l'ho fatto io confusione in questo caso perché gli ho fatto cadere il bicchiere. Siamo da Staus e quindi voglio dire, per chi lo conosce, cioè non c'è solo pizza ma c'è di tutto. Vedo hamburger in questo momento, raccontaci un po' cosa dai ai tuoi clienti, vieni qua. Facciamo gli hamburger di scottona, il musetto che è il nostro caratteristico, abbiamo la salsiccia, poi i brulè, poi domani facciamo 2 primi, la pasta e fagioli, qualche secondo, adesso scusate ma vado avanti. Grazie. È un mito, allora ci rivediamo qui domenica 11, veniteci a trovare. Allora siamo sempre all'interno delle casette, siamo all'esterno perché siamo a Sacile, ci sono le casette, siamo qui, c'è da mangiare, c'è da bere ma c'è anche la musica. In questo caso c'è Leonardo Trevisan che sta cercando di far ballare le persone, che non gliene frega niente a nessuno della musica, però voglio dire il bello è sentire della musica. Allora Leonardo, com'è la situazione qui a Sacile? Guarda, io mi sto divertendo tantissimo, c'è tanta bella gente, tutti hanno voglia di divertirsi, mangiano, bevono, adesso alziamo tasso alcolico e ritmo, andiamo di pari passo e facciamo una bella festa, dai. Sull'alziamo ha abbassato la musica perché sennò altrimenti non capivamo niente dell'intervista, ma al di là del divertimento e del fatto di mettere la musica, com'è essere qui in mezzo a questo spettacolo che sono le casette di Sacile? Guarda, è molto bello anche perché con i tempi che ci sono, anche difficili, è bello vedere la gente che si trova in un posto, in una situazione come quella delle casette, per scambiare 2 parole, per bersi una cosa, per svagarsi anche un po' dei problemi. È sempre divertente, fa sempre piacere. Ha detto una cosa giusta, è bello venire qui e fregarsene dei problemi. E con la tua musica diciamo che ci riusciamo. No, spero che ci riusciamo, dai, ci divertiamo, poi magari
buttate via microfono, telecamere e ci mettiamo tutti qua a fare festa. Cosa dici? No, ho già dato. È già dato? Ci rivediamo domenica 11 qui con l'altra domenica in poltrona. È già accesa, allora siamo al Porca Loca e siamo venuti a trovare i nostri amici per quanto riguarda le casette di Sacile. Sta facendo i conti, sta facendo cassa in questo momento. Siamo in diretta in questa fantastica serata qui alle casette di Sacile. Allora il Porca Loca cosa ci regala? Cosa vi regala il Porca Loca? 21,50 per favore. 21,50, benissimo, regala 21,50. No, vabbè, non abbiamo ancora bevuto niente, a parte quello. Ma dopo, raccontaci cosa dai ai tuoi clienti. Diamo moscardini con la polenta. Diamo patatine, calamari fritti. Facciamo polenta soppressa e chiodini. Non lo sapeva nemmeno lui. Frico con salsiccia, porro e patate. Panini con salsiccia, cotto, crème, salame e soppressa. Beh, insomma. E soprattutto l'orzotto. Ok, l'orzotto, perfetto. Allora, poi vedo una sfilza di vini qui in definiti. Come sta andando? Sta andando molto bene, come potete vedere siamo colmi di lavoro. Io li vedo, quando vedo le persone che investono nel loro futuro felici, vuol dire che sta andando tutto bene. In bocca al lupo per tutto e in bocca al lupo per le casette. Mille crepi il lupo e buona serata anche a voi. Allora una partita veramente incredibile a Padova, il Pordenone adesso sta cercando di gestire la palla in questi ultimi momenti della partita in attacco, però adesso purtroppo ha perso palla e palla in possesso del Padova, manca 1 minuto e 30 secondi più recupero che al momento non è dato da sapersi, vero Cleofa? Abbiamo fatto 5 sostituzioni, quindi 3 minuti. Abbiamo avuto la palla con Berrettoni del 5 a 2, del 5 a 3, sì. Sì, che ha preso la traversa. Ha preso la traversa, quindi oggi 2 pali, ovvero sia Burrai e Berrettoni. Diciamo che la partita in questo... Non possiamo perderla. Sì, no, sarebbe uno scandalo anche perché sul 4-1 finirla 4-4 sarebbe veramente una prova di immaturità, ritengo, e non me ne vogliono gli amici del Pordenone ovviamente perché troppe azioni, troppe occasioni, no? Da gol. Esatto. Adesso ne avremo un'altra. Non concretizzate, il Padova sembra un po' sulle gambe, grandissimo Fallacia a centrocampo, giallo su Misuracca. Giallo, quindi passa il tempo, noi aspettiamo per andare in pubblicità anche se siamo tardi. 3 minuti circa di saranno 3 minuti 5 sostituzioni. Adesso aspettiamo che cosa facciamo? Andiamo in pubblicità o aspettiamo la fine della partita? Sapete cosa facciamo? Abbiamo qua Alberto, perché anche Alberto si deve lasciare. Allora ribaltiamo la scaletta tanto per cambiare. Allora Alberto, tu naturalmente al Buon Gustaio, vi ricordiamo i nostri amici del Buon Gustaio che ci seguono oramai da 4 anni, credo, dall'inizio proprio. E finalmente Alberto è riuscito a venire a trovarci perché lui ovviamente lavora la domenica pomeriggio, uno dei suoi giorni più impegnativi, vabbè, ormai tutti, no? Non è che c'è, ecco. Allora, la pizza del mese, una pizza buonissima, perché dovete sapere che lui fa le pizze e poi me le mangio io al Buon Gustaio, vero? Sì. Con birretta. Ieri sera però prosecco. Giusto per cominciare il giro poi delle casette. Allora con Alberto vediamo la pizza del mese che è ottima e la pizza ovviamente dedicata anche agli amici del Gran Fiume qui a Fiume Veneto. Prego regia. Allora oggi mi facevi notare, intanto buon pomeriggio a tutti. Oramai io vivo qua al Buon Gustaio a Fiume Veneto, no, piacere perché si mangia bene, buonissimi profumi. E poi Giovanni, Edo, spiegami. Piccoli, perché tu vuoi apprendere i segreti culinari di Edo che è uno chef. I segreti del mio maestro. Del tuo maestro. Allora questa volta c'è doppia pizza che è la stessa, no? Perché è la pizza del mese di dicembre degli amici del Buon Gustaio e siccome siamo Gran Fiume in questo momento pizza per il centro commerciale del Gran Fiume. Esatto. Allora vediamo Giovanni e Alberto cosa succede, come si fa questa pizza. Allora Giovanni fa la pizza e io ve la spiego. Bene, allora intanto la pasta come al solito è già stesa, questa volta è una pizza rossa, pomodoro finalmente. Pomodoro, mozzarella, sempre di latte italiano. Poi mettiamo della pancetta
Quindi una pizza molto light, Sì. adatta a chi in questo momento è a dieta. Esatto, questa pizza è proprio leggerissima. Leggerissima, fatta un po'. Light. Light questa. Proprio la pancetta, guarda che bella, proprio le fette di pancetta tese, bellissime. Mettiamo le fette intere di pancetta, Ecco. poi mettiamo del radicchio di Treviso. Che è la sua stagione. Sì, già tagliato a pezzettini. È molto natalizio, come il radicchio di Treviso come colore. Sì, Fa molto Natale. E Mettiamo poi anche un po' di aghi di pino, no? possiamo provare, non so se sono buoni. No, bella, mi ispira. Attenzione perché I fagioli. Ah, ecco. Ecco qua, Questo è il tocco finale. I fagioli cannellini. I fagioli cannellini, quindi non i borlotti. E poi un po' di formaggio grana e alla fine mettiamo un po' di olio piccante. Ecco, per non farci mancare niente. Allora, manca il formaggio grana, no, l'ha già messo. Allora, adesso vediamo Giovanni che inforna. Ho imparato, vediamo, forse sta qua, ho imparato anche i termini. Allora, Formare tu adesso. io non sono capace di fare niente, lo sai, no? Cavolo. Allora, vediamo Giovanni che inforna, eccolo lì. Bellissima la pizza, ci vediamo tra poco. Eccola qua. Oh, eccola qua, vediamo la pizza che Giovanni ha appena sfornato, è bellissima. Alberto, vai a farla vedere bene in quella telecamera là, perché manca, mi sembra, il tocco finale, vero? Ecco qua. No, è pronta la pizza. Pensavo ci fosse un tocco finale. No, posto così. Allora, questa è la pizza del mese, ripetiamo gli ingredienti, Alberto. Allora, pomodoro, mozzarella, pancetta, radicchio di Treviso, fagioli cannellini e un po' di olio piccante. Benissimo, voglio anche ricordarvi, ve lo ricordiamo, aspetta, andiamo un po' più in là perché abbiamo le telecamere oggi un po' strambate. Ecco, allora, volevo dire che per Natale e Capodanno non dovete cucinare. No, assolutamente no. Ci pensano i nostri amici del Buon Gustaio, come al solito effetti speciali, ecco qua il menù di Natale come vedete e il menù di Capodanno, due menù splendidi con ottima qualità, un ottimo prezzo oserei dire, soprattutto vi divertite a Capodanno, a Natale scusate, state in famiglia e non cucinate. Sì, potete scaricare i menù completi dal nostro sito buongustaio.it. Perfetto, allora da Fiume Veneto è tutto, dal Buon Gustaio io mi fiondo invece sempre a Fiume Veneto al Gran Fiume, tanto c'è anche lui penso oggi. Ti ho fregato, adesso non puoi non venire. Forse. No, forse. Ci vediamo domenica prossima, ciao dal Buon Gustaio, ciao! Eccola qui, la pizza del mese, un applauso perché è finita a Padova, il Pordenone vince, si conferma in testa alla classifica, mi sembra Carlo insieme alla Reggiana, vero? Sì, la Reggiana. Occhiali nero-verdi per Cleo Fabrao. Non è ancora finita. Polemiche in campo a Padova, Padova. Ecco. Perché il Padova ricrimina un calcio di rigore finale, ma non c'era. Quindi... Pensate che i giocatori del Padova stanno ancora correndo dietro l'arbitro, mentre i giocatori del Pordenone stanno festeggiando. Mi ricorda di vedere Padova lunedì Padova-Venezia che erano i veneziani corrono dietro. Al contrario. Quando si perde è così. Sì, ma poi vedete, pensate, voi non vedete? C'è l'arbitro che sta veramente scortato, penso da due signori della Lega. Va dal guardialine per allontanarsi dai giocatori del Padova che non lo mollano, quindi dovrebbe arrivare anche una sanzione al Padova. Credo di sì. Anche piuttosto pesante. Un atteggiamento simile non è accettabile in nessun campo, tantomeno nei professionisti quali sono la Lega Pro. Allora con Alberto, visto che ci deve lasciare, arrivano messaggi da tutte le parti, baci, grazie, bella trasmissione, grazie anche ad Andrea Bergamo del Re Sole. Io non so come mai, ma guardate cosa ho qua, no? Ti dico l'ultima cosa. Prego, Cleofa. Allora, il Padova per la prima volta ha perso in casa quest'anno. Ecco, prima sconfitta del Padova in casa. Sì. Confermo che la Reggiana è in testa classifica perché è finita anche a Reggio. È finita? Come è finita a Reggio Emilia? A Gubbio 2 Gubbio e Reggiana 3. Scusami, non si è capito. Il Gubbio ha perso in casa 3-2. 3-2, quindi rimane primo il Pordenone per differenza reti perché... La Reggiana. Primo il Pordenone perché c'è la differenza reti, ma lo scontro diretto è il Pordenone in vantaggio. Guarda, che ha vinto. La classifica mette la Reggiana prima per... Quella classifica lì è sbagliata. No, è sbagliata perché il Pordenone ha battuto la Reggiana. Ha battuto, sono pari come differenza reti perché avevano le stesse differenze reti, hanno vinto sempre con un gol di scarto, però sconta lo scontro diretto e quindi Pordenone resta primo. Dicevo, e poi vediamo i finali dopo la pubblicità, che casualmente sono qui con Alberto e guarda cosa ho trovato. Che strano. Cosa hai trovato? Ho trovato questo bellissimo menù di Natale, menù di Capodanno del Buon Gustaio, dove potete trovare veramente un sacco di cose.
che sono veramente ottime, a dei costi veramente a dei costi veramente abbordabili, voglio dire, sì, non sono prezzi. Vi do un esempio, tipo lasagna alla bolognese 3,50 €, per come secondi gambeli, perché siamo qua che dico gambeli? No, questa è italiana. Allora, gamberi avvolti con pancetta sfumati al brandy 7 €. Voi contorni va bene, Vediamo a Capodanno cosa ci proponi. Il menù di pesce di Capodanno, menù completo di pesce a 29 €, oppure il menù di carne a 24 € e ogni 4 menù vi danno una boccia, nel senso una bottiglia, vero? Di prosecco, ecco, sì. di prosecco. Allora Alberto, io ti ringrazio, naturalmente sarai con noi casualmente anche domenica prossima a Sacile, chissà come mai. Dovrei fare la seconda pizza casette. Proviamo, se tocca facciamo, tocca. sì. Allora, pubblicità, ci vediamo tra poco perché è arrivato anche il direttore del centro commerciale, che penso che ci sia anche una sorpresa tra poco. Prego regia. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Tempo. Scrivi subito la letterina a Babbo Natale e portala alla Plastica. La Plastica, nella nuova sede ancora più grande. Tantissime idee in una vastità di scelta dei migliori prodotti. La Plastica, tutto ciò che potete desiderare per il vostro prossimo Natale. La Plastica, un mondo di giochi, tutto per il tuo Natale. Tutte le specialità della tradizione napoletana. Cossetti, pasticceria napoletana a Pordenone. Tradizione partenopea unita alla friulana per delle prelibatezze uniche. I dolci, i nostri panettoni, alla pera ed amaretto, ai 3 cioccolati, i tradizionali, i salati, per un lunch, per il brunch, l'aperitivo, in ogni momento della giornata. Tante idee sfiziose ed uniche per i vostri regali. Cossetti pasticceria, soddisfazione per il vostro palato. Persone oltre le cose. Conad, San Vito al Tagliamento ed Aviano. Abbiamo preparato per voi tantissime offerte per le prossime feste. Ogni giorno i prodotti freschissimi della nostra terra. Il pesce appena pescato, pronto per voi. Una vastissima scelta di specialità gastronomiche. E poi salumi, formaggi, carni di primissima qualità. Conad, per le vostre feste con tantissima qualità e convenienza. Persone oltre le cose. Ciao, siamo la Barber Company. Tante persone si chiedono perché venire da noi. Innanzitutto siamo i massimi esperti nel mondo delle barbe. Poi facciamo vivere delle esperienze e delle emozioni uniche. Non le possiamo raccontare, le potete solo che vivere. Vi aspettiamo numerosi. PS, vi racconto una piccola cosa. Creiamo dipendenza, fate attenzione. Vi aspettiamo nei nostri barber di San Vito al Tagliamento e Pordenone. Un giorno da sogno. Il tuo abito per coronare il tuo sogno. 1000 bisù, l'abito da sposa che hai sempre sognato. Tradizionale, moderno, alternativo. 1000 bisù, gli accessori, le bomboniere per tutte le ricorrenze e tante idee per il tuo sogno. 1000 bisù, San Giovanni di Casarsa.
tutti i sapori della qualità. Tutto ciò che viene dal nostro laboratorio è cresciuto prima nel nostro cuore. Molino 66. Dal lievito madre sforniamo per voi ogni giorno il pane, ottimi dolci. Stiamo già producendo panettoni e pandori artigianali con frutta al naturale per un Natale ancora più dolce e genuino. Molino 66, anche la pizza con le nostre ricette. Dalle 6 di ogni giorno fate un salto in Molino. Molino 66. Buone feste a Molino 66, auguri! La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. Eccoci qua di nuovo in diretta dal Gran Fiume per questa ultima mezz'ora insieme. Tra poco una grandissima sorpresa, però prima salutiamo Cleo Fabrao che vuol dirci un paio di cose prima di salutarci proprio perché ha degli altri impegni. Prego Cleofa. Allora, intanto ringrazio sempre te Giovanni per avermi invitato. Mi raccomando, dopo il risultato di oggi del Pordenone, mercoledì c'è l'anticipo al Bottecchia, Pordenone Albino Lefe, ore 18:30. 18:30. Mi raccomando, sapete Lovisa come la pensa, dobbiamo dargli una mano. Saluti a tutti e vi ringrazio. Grazie mille Cleofa, un applauso a Cleofa che nonostante tanti impegni è riuscito a raggiungerci. Invece ci ha raggiunto il direttore, il dottor Marco Piscicelli, ancora grazie di averci ospitato qui oggi pomeriggio. E so che Eric è andato da qualche parte perché tra un po' c'è una bellissima sorpresa e tu invece ci racconti un po' cosa succede dalla settimana prossima in poi qui al centro commerciale per arrivare a questo Natale con tutte le belle cose che avete organizzato qui al Gran Fiume Grand Shopping. Sì, buonasera a tutti. Buonasera. Quando siamo io e te non sei così serio, eh? Ma oggi è domenica, non è scusami, perdonami. È festa. La domenica si è seri, sì. Oggi è domenica. No, vabbè, un saluto a tutti, grazie a Giovanni che ha organizzato di nuovo questa diretta televisiva dal Gran Fiume. Sì, avremo un po' di attività nel corso del mese di dicembre, fondamentalmente dedicate ai bambini, ovviamente, perché il Natale è la festa dei bambini, quindi qua dove siamo noi adesso ci sarà un villaggio di Babbo Natale con tantissime sorprese per tutti i bambini. Abbiamo portato le bambine, hai visto? Ho visto. Sono anche per i bambini, quelli un po' più cresciuti, un po' più però. grandi, esatto, ma sempre bambini, no? Care. E poi dopo a gennaio ci saranno i saldi, quelli un appuntamento classico, ormai tutti conoscono, e poi avremo tante altre cose, fra cui un simulatore di volo, avremo forse le frecce tricolori, avremo un po' di cose, insomma. Ecco, le frecce tricolori che passeranno all'interno del centro commerciale, esatto, facendo la classica bandiera italiana. Volo basso, no? Volo radente. Penso anche a pancia in su, no? Così, perché ma riescono a fare il diamante qua dentro? Ma sì, perché ci sono le cupole e riescono a farlo. Lucia, non guardarmi così male, per cortesia. Sono le 16:35, sai che io l'ultima mezz'ora vado un po' in... Sì, ma siamo abituati. Va in sbattimento. Ecco. Allora, io sto aspettando cosa succede qua dietro, perché qua dentro c'è una cosa molto interessante oggi pomeriggio, vero? Sì, ma non lo diciamo. No, è una sorpresa, ma pensavo stessero partendo, invece non stanno... No, stanno partendo, mi sembra. Stanno partendo, bene. Allora, attenzione, io vado là con un microfono, Cinzia, vediamo cosa succede. Bellissimo. Eccoci qua. No, erano partite, non sono più partite? Com'era qua? Dov'è Eric? Allora, vediamo cosa succede. Allora, tutta una sorpresa. Ecco, qua c'è una cassa. Qua ci sono un sacco di mamme. Eric, se ti giri, vieni qua Eric, perché c'è un flash mob. Ecco, Eric, vieni qua. Eric, vieni qua e non inquadrare me, inquadra le mamme, perché c'è un flash mob, ok? Girati.
Guardate che bello, mamme con bambini. Ciao, tu sei? Azzurra. E lei è? Amalia. Amalia, due nomi bellissimi. Quindi voi cosa fate adesso? Adesso facciamo un flash mob sul portare. Flash mob sul? Portare i bambini con le fasce. Ah, bellissimo. Allora, vediamo questa sorpresa, l'abbiamo saputo all'ultimo momento anche noi. Allora, no, inquadra loro, Eric, non inquadrare più me, non seguire me. Inquadra le mamme, guardate che bello, è proprio natalizio, il Natale, la festa della famiglia, la festa della natività. Ed eccoci qua, questo è il centro commerciale Gran Fiume. Ecco, guardate, è bellissimo. Vedete, sta per partire questo flash mob, una cosa che abbiamo saputo all'ultimo momento anche noi, sinceramente. Eccoci. Nel frattempo passano cani, bambini, che è veramente una bella festa qui al centro commerciale. Stiamo aspettando forse la musica. Ovviamente è tutto in diretta, come vedete, quindi ci sono dei tempi morti per ovvi motivi, perché le mamme con i bambini si stanno organizzando. Intanto, se vuoi, Marco, vuoi dire qualcosa? Ti do un po' di risultati, se vuoi. Allora, ecco i risultati, Carlo, vai. Perfetto, dai, la Lega Pro che è terminata, andiamo. Giocata ieri, Parma-Bassano 1-1, Fano perde in casa con Venezia 1-0, Frialpi Salò Ancona 0-0, Gubbio Reggiana 3-2 per la Reggiana, Maceratese perde in casa con Suttirol 2-1, Mantova batte Sant'Arcangelo 3-1, il Padova perde in casa col Pordenone 4-3 e la San Benedettese Modena 1-1. Alle 18:30 giocheranno Albino Leffe, Lumezzane e Forlì Teramo. Per quanto riguarda la Serie D, terminata anche quella, giocata ieri, Alto Vicentino perde in casa col Campodarsego 4-0, Unione Arzichiampo Virtus 0-0, Belluno Vigasio vince Vigasio 2-1, Calvino Ale batte Montebelluna 2-0, Este Cordenons 1-1, Tamai Abano 1-1, Triestina perde in casa col Mestre 4-3, il Feltre batte il Canepi Vigina 4-1 e la Vigontina Legnago 2-2. Mentre per quanto riguarda l'eccellenza, allora Carlo ti fermo perché è partito il flash mob. Carlo, vai pure. Fermo lì e allora vediamo cosa succede. Questo è solo l'inizio di quello che state vedendo in televisione, che sta succedendo proprio qui dal vivo al centro commerciale Gran Fiume, Gran Shopping a Fiume Veneto. Vediamo adesso, ci sarà un altro brano, immagino. Guardate, bellissima questa immagine. Ecco, leggermente alta la musica. Succede, siamo dal vivo ovviamente. Allora, i bambini, magari qualcuno più piccolino ha preso un po' uno spavento. Eccoci qua. Sì, Francesca passa di là, voglio dire, non sta a passare di qua, no? Che cavolo, anche tu. Allora, bello perché si incontra gente ovviamente che si conosce. Vediamo cosa succede adesso. Le mamme sono pronte. È bella questa cosa. Dai tu il via. Sì, do io il via. Ecco, abbiamo anche il maestro di cerimonia. Vedete, stanno prendendo le distanze adesso. Non so se cosa stanno facendo vedere in televisione. Io sono qua insieme al nostro cameraman Eric. Ecco, c'è lei che è la prima ballerina, no? E si chiama? Laura. Ciao Laura. Purtroppo anche mia moglie. Perché purtroppo, scusa? C'è da dire, no? Con quella bambino? Bambino si chiama? Jacopo, sei tu qua da piccolo, guarda. Guarda che bello che eri da piccolo. Ecco, vediamo se partono. Attenzione perché si inizia, il maestro ha detto si inizia, Eccoci qua.
Bravissime, un grandissimo applauso. E questo è un flash mob che si ripeterà in altre zone del centro commerciale Gran Fiume, Gran Shopping qui a Fiume Veneto. Oh, veramente bello, complimenti direttore, bella sorpresa, bella sorpresa. Carina, no? Sì, poi è bello vedere i bambini con le mamme, no? Sì. Proprio lì, piccoli proprio. Ma infatti poi a questo proposito volevo aggiungere che l'anno prossimo creeremo dei parcheggi rosa proprio per le mamme in dolce attesa, quindi questo sarà un servizio che penseremo di fare proprio, di approntare per l'anno prossimo per tutte le mamme in attesa. Insomma. Ecco, quindi ancora ulteriori servizi qui al centro commerciale Gran Fiume, Gran Shopping, da dove, come vedete anche in sovraimpressione, siamo in diretta dalle 14:30. Abbiamo seguito la splendida vittoria del Pordenone a Padova che conferma la squadra neroverde, di cui casualmente il centro commerciale è tra gli sponsor, casualmente sei sponsor anche casualmente del Pordenone Calcio. Con un piccolo contributo, ma siamo anche noi. Ecco, c'è da chiedere dove non sei sponsor, ma non importa. No, perché il Gran Fiume, il Gran Shopping è una grande famiglia. E, sì. e voi dove potete date una mano a tutti, sì. Questo è il concetto. Diciamo non diamo tanto, ma cerchiamo di dare un po' a tutti, un po' a tanti, alle associazioni del territorio, sia sportive che non sportive. Ovviamente perché il radicamento sul territorio credo che sia una cosa molto importante per noi. Penso che sia proprio fondamentale perché, come abbiamo detto in altre occasioni, sì è vero, questo è un centro commerciale, ma anche è vero che questo centro commerciale a volte diventa un centro di socialità, come oggi pomeriggio ad esempio, vero? Sì, assolutamente sì, deve esserci, oltre il fine commerciale deve esserci anche un fine. Visto che poi questi che venivano chiamati non luoghi una volta sono diventati dei luoghi di aggregazione, esatto. E quindi bisogna comunque dare anche qualcosa in più. Allora, direttore, se vuoi restare con noi volentieri, noi avevo interrotto Carlo, non mi ricordo su che finali. Eccellenza. Allora, torniamo a vedere l'eccellenza che poi... Se rimani qua abbiamo una bella cosa da farti vedere. Allora, eccellenza, andiamo a leggere i finali per quanto riguarda la 13ª giornata. Charlis Muzzane batte il Cras Repen 4-1, Fontana Fredda batte Lumignaco 4-0, Gemonese Lignano 3-0, Gradisca perde in casa col Chions 1-0, San Luigi batte Union Pesiano 4-3, 13° Torviscosa 0-1, Vesna batte la Manzanese 3-2 e Virtus Corno Tolmezzo 2-1. Per quanto riguarda la Serie A, c'è il raddoppio della Roma all'86esimo, quindi sulla Lazio 2-0. Cagliari sta vincendo ancora col Pescara 1-0, Sampdoria batte Torino 1-0 e Sassuolo Empoli 3-0. Questa sera ricordo Fiorentina-Palermo. E domani sera ricordiamo il festeggiamento alla grande dei 120 anni della prima squadra italiana in bianco-nero, nonché la seconda società di calcio italiana dopo il Genoa, che non è la Juventus ma è l'Udinese. Domani con tutti i capitani che sono ancora in vita, perché tanti sono morti, è ovvio, 120 anni, mica possono essere tutti vivi. Domani in occasione di Udinese-Bologna, questa grande festa allo Stadio Friuli, partecipate perché insomma bisogna anche stare vicini all'Udinese. Voi sapete che io sono da quella parte, mi piace anche il Pordenone, ma ovviamente la prima squadra per me è l'Udinese. Abbiamo visto un bel flash mob, no? Adesso? Sì. Invece abbiamo una bellissima serie di foto che ci racconta Cinzia, Donatella e Peter, perché venerdì all'Adriatico c'è stata una bellissima sfilata di moda di una che poi, parentesi, è anche una bella donna, di una bella stilista di Rieti che si chiama Cinzia? Si chiama Samantha Castrucci. Ecco. All'Adriatico dai nostri concorrenti. No, l'Adriatico Chions, il ristorante. Quello si chiama Adriatico 2. Ti è venuto l'infarto, Sì, ma avevi fatto venire le palpitazioni. No, è qua vicino. Un bello splendido ristorante a Villota di Chios. Ma se vuole la facciamo anche qui la sfilata. Se vuole la facciamo. Ecco, ma adesso guarda, perché adesso bisogna vedere. Salutiamo naturalmente Mauro e Francesco, dove ho fatto anch'io un sacco di serate. Ciao Mauro e ciao Francesco. Vediamo questa clip che ci commentano Donatella, che era una protagonista, Cinzia, che è un'organizzatrice, e Peter, che era il presentatore. Ok? Peter ha detto parlano loro. Peter ha detto che parlano loro. E allora via con le foto, vediamo Cinzia. Allora, la serata è stata fantastica. Purtroppo non c'è il video di Anna Nash perché era ospite durante la serata con il suo violino elettronico. Gli abiti sono tutti made in Italy, rigorosamente, vero Donatella? Sì, assolutamente. Questo è tutte l'abito di produzioni. punta. Questo è l'abito di punta e
Che altro possiamo dire? Beh, sicuramente una stilista emergente che però ha già avuto parecchie occasioni di dimostrare le sue capacità anche a Casa Sanremo, se non ricordo male. Ha partecipato anche al Gran Galà del Made in Italy, che era stato presentato da Peter ad Amalfi, e ha praticamente organizzato la sfilata in varie tematiche, la più importante era quella appunto del pavone, quindi colori particolari, veramente dei capi eccezionali ed unici. Vedo anche delle donne eccezionali ed uniche, adesso non sminuire i vestiti, ma a me dei vestiti femminili più di tanto, a te ne frega qualcosa dei vestiti femminili? Ma sì, dai, il vestito fa la sua parte. Per ruolo istituzionale, perché qua ci sono un sacco di negozi di abbigliamento. Prego, dopo le mie scemenze, prego. No, ecco, volevo ricordare che queste foto bellissime sono state scattate da Details Photography, il nostro collaboratore per quanto riguarda il concorso Un volto per fotomodella che seguiamo, e che le ragazze per la maggioranza sono ragazze che hanno partecipato con noi a tutte le selezioni durante questi ultimi anni. Con la vincitrice. E lì c'è anche la vincitrice, appunto Beatrice Pivetta di Mansuè, che quest'anno ha vinto il titolo nazionale. Lo conosco? Quello sì, lo conosco. È sempre in mezzo. Beato fra le donne. Fortunato. Vai. Sì, no, volevo dire che appunto adesso avremo tantissimi altri eventi, anche con Samantha Castrucci, che ci ha deliziato dei suoi abiti, ma sta preparando già la nuova collezione che porteremo presto di nuovo in Friuli. Certo, quindi... In Friuli, magari qui al centro commerciale, ribadiamo. Il direttore che di ampie vedute... Non può dir di no alle babine Natale. Ecco, le babine Natale, perché... Ma noi l'abbiamo già fatto una sfilata l'anno scorso. Delle babine Natale? Ma non come la nostra. Non con lei però, non con Vediamo. Ma allora, a primavera potrebbe essere che ci esca la sfilata. Comunque ci teniamo sempre in contatto. Ci arriva un messaggio a me e a te, Carlo. Casette? No, quando? Dove? Dopo, più tardi. E poi un altro messaggio, bravi, grazie. E poi mi arriva una telefonata dalla Croazia che non ho risposto perché insomma... Sei in diretta? Prima messaggi dall'Austria, poi adesso che ci chiamano dalla Croazia. Allora io direi Sta per terminare la Serie A. Allora, prima la pubblicità, l'ultimo spazio pubblicitario, poi chiuderemo con la finale di Serie A, poi con Anna, dobbiamo ancora capire il Bassatero che cavolo vuole dire. Dobbiamo parlare ancora del calendario. Ma adesso tu poi ci dai una chicca, perché non gioca più nessuno, quindi non puoi portare più sfiga come prima. Mentre leggeva prima la sua poesia, ha segnato il Padova, quando ha smesso ha segnato il Pordenone. Se vuoi dirlo ancora a qualcun altro, non so. No, perché adesso... L'Unione Pasiano ha perso. Che lui è l'assessore di Pasiano, hai capito? L'Unione Pasiano ha perso. Sempre mettete il bip, no? Danno un po' addosso, assessore, mi sembra. No, adesso lui ti fotografa così non ti fa più entrare, no? Perché con la gramma che porti, che non si sa mai che succeda, ovviamente scherziamo, anche perché devo stare buono, perché il 18 siamo da lui a Natale, quindi... Allora... E quindi nevica. Pubblicità e poi un grandissimo finale, gli ultimi 5 minuti veramente... Si può dire vibrante a quest'ora dal centro commerciale? Sì. Si può dire? No, non lo so, chiedo. Pubblicità. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Tempo. Scrivi subito la letterina a Babbo Natale e portala alla Plastica. La Plastica, nella nuova sede ancora più grande. Tantissime idee in una vastità di scelta dei migliori prodotti. La Plastica, tutto ciò che potete desiderare per il vostro prossimo Natale. La Plastica, un mondo di giochi, tutto per il tuo Natale.
tutte le specialità della tradizione napoletana. Cossetti, pasticceria napoletana a Pordenone, tradizione partenopea unita alla friulana per delle prelibatezze uniche. I dolci, i nostri panettoni, alla pera ed amaretto, ai 3 cioccolati, i tradizionali, i salati, per un lunch, per il brunch, l'aperitivo, in ogni momento della giornata. Tante idee sfiziose ed uniche per i vostri regali. Cossetti pasticceria, soddisfazione per il vostro palato. Persone oltre le cose. Conad, San Vito al Tagliamento ed Aviano. Abbiamo preparato per voi tantissime offerte per le prossime feste. Ogni giorno i prodotti freschissimi della nostra terra. Il pesce appena pescato, pronto per voi. Una vastissima scelta di specialità gastronomiche. E poi salumi, formaggi, carni di primissima qualità. Conad, per le vostre feste con tantissima qualità e convenienza. Persone oltre le cose. Ciao, siamo la Barber Company. Tante persone si chiedono perché venire da noi. Innanzitutto siamo i massimi esperti nel mondo delle barbe. Poi facciamo vivere delle esperienze e delle emozioni uniche. Non le possiamo raccontare, le potete solo che vivere. Vi aspettiamo numerosi. PS, vi racconto una piccola cosa. Creiamo dipendenza, fate attenzione. Vi aspettiamo nei nostri barber di San Vito al Tagliamento e Pordenone. Un giorno da sogno. Il tuo abito per coronare il tuo sogno. 1000 bisù, l'abito da sposa che hai sempre sognato. Tradizionale, moderno, alternativo. 1000 bisù, gli accessori, le bomboniere per tutte le ricorrenze e tante idee per il tuo sogno. 1000 bisù, San Giovanni di Casarsa. Tutti i sapori della qualità. Tutto ciò che viene dal nostro laboratorio è cresciuto prima nel nostro cuore. Molino 66. Dal lievito madre sforniamo per voi ogni giorno il pane, ottimi dolci. Stiamo già producendo panettoni e pandori artigianali con frutta al naturale per un Natale ancora più dolce e genuino. Molino 66, anche la pizza con le nostre ricette. Dalle 6 di ogni giorno fate un salto in Molino. Molino 66. Buone feste a Molino 66. Auguri! La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. Allora, che splendore. Ah, Donatella. No, devo stare attenta perché è andato fidanzato, eh. Ah, è arrivato l'ingegnere. È anche alto e grosso, quindi bisogna stare attenti. Allora, direttore. No, dove mi metto? Dove vuoi? Dai. Volevo salutarvi perché ho un attimino da fare due cose. Sì. Aspetta, vediamo se le bambine sono qua, quindi boh, allora non sei con loro. Quindi saluto te Pordenone, saluto tutti. Un'altra cosa che mi sono dimenticato prima, che tra gennaio e febbraio avremo una manifestazione con tutte le scuole di danza del territorio. Bellissima. Ci sarà la finale 18 e 19 febbraio. Molto probabilmente 18 con Stefano De Martino e 19 con Garrison. Quindi Telepordenone ci dovrà essere. Sì, non ci siamo obbligatoriamente. Mai. Infatti non ci siamo mai, soprattutto noi, dell'altra domenica. Allora direttore, saluto di nuovo. Grazie ancora, grazie, un ringraziamento, un applauso al direttore che ci ha ospitato questo pomeriggio. Grazie ancora, ci saluta. Allora, finali della Serie A, vai Finali Carlo. della Serie A, allora ricordo, giocate venerdì, Napoli-Inter 3-0, Juventus giocata sabato, Juventus-Atalanta 3-1, oggi a 12:30 Milan batte Crotone 2-1, alle ore 15 Lazio perde in casa con la Roma nel derby 2-0, Pescara-Cagliari 1-1, Sampdoria-Torino 2-0 e Sassuolo batte Empoli 3-0, alle ore 20:45 Fiorentina-Palermo. Per quanto riguarda gli posticipi, Chievo-Genoa e Udinese-Bologna domani sera. Allora, siamo quasi in chiusura.
io vado a pescare un calendario perché questo calendario è importantissimo, vero Donatella? Come mai? Assolutamente Raccontaci. sì. Calendario... Allora, io un breve vado a cercare cenno. una pagina a caso adesso, guardate. A caso, Sì, no, Quanto a caso, GP? Aprilo a Quanto? caso. Assolutamente a caso. Eccola qui. Molto a Una caso. pagina a caso, non so se Ma chi potete è? individuare chi è questa. È tra 10 mesi, 11. Sì, perché novembre è a 11 mesi. Eccola qui. Ecco, è allora la stessa. ricordiamo a tutti quanti il calendario di Un volto per fotomodella, quindi non solo bellezza ed eleganza, ma soprattutto tanta beneficenza. Con un piccolo contributo vi diamo questo calendario e tutti i fondi raccolti andranno devoluti al Cro di Aviano. Quindi un gesto... Una bella cosa. Esatto, abbiamo già fatto un bonifico, già versato, di circa 1.500 euro. Che però non è arrivato a me, ho controllato anche stamattina, Assolutamente, non è arrivato a me, è andato al Cro di Aviano, ricordiamolo. Però non ci fermiamo, siamo pronti per un altro bonifico, ma vogliamo ancora fondi, vogliamo aiutare ancora tantissimo, quindi contiamo su di voi. Vi ricordiamo il 7 di dicembre al Bar Centrale, ma anche in molti altri locali, vi terremo Certo. al corrente, perché abbiamo bisogno del vostro contributo, della vostra simpatia, facciamo festa insieme, ma ricordiamoci anche di chi ha bisogno di una mano. Grazie Allora, a tutti. io voglio dirvi che nel mio ufficio sarà novembre per 12 mesi, il prossimo anno non so come mai, senza nulla togliere alle altre ragazze. Staremo insieme un anno intero, va bene? L'ingegnere è geloso. L'ingegnere è andato. Abbiamo perso l'ingegnere. Ti aveva preso un regalo, adesso non te lo do. 12 mesi di novembre è un casino, Omar? Vabbè, ma se il gioco vale la candela... No, beh, c'è solo la foto. È vero che è tanta roba, ingegnere, però... ma tu sei dotato di fantasia, dai. Vabbè. Allora, ancora vi ricordiamo un volto per fotomodella nelle migliori edicole della provincia di Pordenone, non solo, tutto ricavato in beneficenza al Cro di Aviano e per Natale, calendario costa poco. Anche se non ve ne frega niente del calendario, lo prendete lo stesso perché è una cosa che veramente va ad aiutare la gente che sta molto ma molto peggio di noi. Siamo in chiusura, voglio ringraziare il Baciatero. che adesso ci svela tutto, nel frattempo a Scarpe e Scarpe sta facendo razzia ogni momento, prego. Ecco, adesso mi faccio presentare direttamente da Anna, sa lei molto bene. No, ma doveva parlare lui, no, perché siamo in chiusura. Sì, sì, allora, nel senso... perché il baciatero, che poi canti tu? Perché lui è un grandissimo cantante della bachata, Sì. cioè adora un Limonare, personaggio, no. a parte quello che, vabbè, io non entro in queste cose, comunque canta insomma bachata e lui ha questo suo idolo che è Prince Royce. Prince Royce, che non è una marca di sigarette, tantomeno una macchina, ma è un cantante Rolls Royce o le Prince. E quindi lui canta queste canzoni. Bene, benissimo, grazie di aver partecipato. Io saluto Peter, naturalmente la Donatella, Omar Battiston. Con lui ci vediamo a Pasiano di Pordenone il 18, mentre vi ricordiamo domenica prossima a Sacile l'11, dove ritroveremo la splendida Cinzia, che non so se sarà così. No, perché morirebbe così. Perché non penso sia quel gran caldo. No. Carlo Luna naturalmente con noi in giro Sempre per le un casette, il piacere. servizio di Cordenons che ho fatto ieri sera, andrà in onda la settimana prossima. L'appuntamento con noi è nelle varie repliche durante la settimana su Video Regione 1 e su Energy Television, su Facebook, e soprattutto domenica prossima a Sacile le casette a partire dalle 14:30. Cosa ci canti in chiusura? E festeggiamo la vita del Pordenone, no? Una E quindi? canzone allegra, tipo non so se qualcuno vuole fare il trenino. Si parte, vai. Il trenino lo vai farei, fino a ma fila, Giovanni, tira io sulla farei un gente trenino, e ma gira. no. Le Io no. spero. Ma che strano sogno, divulgando una città, gente che ballava sopra un'isola, suonava Blue Gardenia, un'orchestrina jazz, l'acqua ribolliva lentamente ad est, l'esplosione poi, dolce, dolce, una bronzatura atomica, e tra la musica è dolce, dolce, e tutto andava giù, mentre la TV cantava, bevila perché è tropicana, yeah. Mentre la TV cantava, bevila perché è tropicana, yeah.
gente, la città di San José. E Radio Cuba urlava fuori da un caffè. La lava incandescente cremava gli ULAO. L'uragano travolgeva i bungalow. Ma noi stavamo lì e dimmi, non ti senti come al cinema? E stavamo lì e dimmi, come dentro un film. E stavamo lì e dimmi, e non ti senti come al cinema? E stavamo lì e dimmi come dentro un film. Mentre la TV diceva, mentre la TV cantava, bevila perché è tropicana, yeah. Mentre la TV diceva, mentre la TV cantava, bevila perché è tropicana, yeah. Mentre la TV diceva, mentre la TV cantava, bevila perché è tropicana, yeah. Mentre la TV diceva, mentre la TV cantava, bevila perché è tropicana, yeah. È tropicana, yeah. È tropicana, yeah. Bravissima Anna! Grazie. Brava. Oh, bellissimo anche l'assessore. Buon pomeriggio a tutti. Grazie Anna, grazie a tutti gli ospiti, grazie agli amici qua del Gran Fiume, Gran Shopping. Ci vediamo domenica prossima, come al solito, alle ore 14:30 alle casette a Sacile. Ciao e buona serata, ciao! Ciao ragazzi, ciao!